Continuiamo a leggere Il Leone Alato, questo bel libro per far capire l'imprenditoria, soprattutto questa voglia di creare qualcosa perché lo senti che dentro di te c'è una creatività e naturalmente poi esce. Allora, continuiamo. Leon era stato molto bravo, non aveva perso tempo, eppure questo suo percorso gli era sembrato non finire mai. Tanta era la sua voglia di arrivare. Si era tante volte interrogato su quella corriera che lo portava all'università se e come sarebbe cambiata poi la sua vita. Un po' questa cosa lo spaventa o quantomeno gli metteva addosso inquietudine. Cosa avrebbe fatto una volta finito di studiare? Avrebbe trovato un impiego adeguato e se sì, in che settore, in quale luogo? Sarebbe uscito di casa? Un po' gli dispiaceva per una lunga serie di ragioni che aveva anche provato a scrivere su un foglio di carta, ma poi aveva appallottolato e lasciato nel cestino. Una volta arrivato alla fermata deve scendere. E se poi non mi trovo con i colleghi, quale tipo di capo troverò? Chi mai immaginerebbe che lui, proprio lui, con quella scorza, potesse avere così tante perplessità e timori che lo pervadevano insistentemente e tra i quali lui si imponeva di mettere ordine e dare priorità? Accidenti, la teoria e la messa in pratica sono cose ben diverse. Detto questo, presento subito i graditissimi ospiti. Abbiamo il sindaco di Castelcucco, Paolo Mares. Finalmente, sindaco, una vita che ci rincorriamo. Come va? Bene, grazie Mirella. Eccolo voi, noi sindaci dei comuni piccoli, non è che siamo meno oberati rispetto ai nostri colleghi più importanti, tra virgolette. Saluto anche Gino Rugolo, sindaco di Cavaso del Tomba. Buongiorno anche a lei, sindaco. Che piacere avervi ospiti. Ben trovata. Buongiorno. Ecco, a me fa molto piacere avere i sindaci perché sono gli unici con i quali i cittadini riescono almeno ad avere un ascolto, una risposta. Dopo c'è il buio totale, questo è vero. Le province non si sa ancora che fine fanno, quali uffici funzionano, quali non funzionano. Adesso il nuovo presidente sta anche lui cercando, almeno della provincia di Treviso, a vedere di sistemare un po' il quadro della situazione e soprattutto anche in regione vedo che c'è questa volontà da parte del nuovo presidente Alberto Stefani di cambiare il volto anche della regione. Bisogna vedere se lo lasceranno lavorare, povero. Lui se la sta mettendo, poi bisogna vedere i marpioni, che voi sapete che ci sono, Mirella lo dice sempre, se lasceranno lavorare questo ragazzo che ha tanta voglia di fare. Bisognerà vedere. So che piace a tanti, piace molto anche all'opposizione, alle volte io li ospiti tutti e due e dicono appunto che è partito molto bene. Paolo Mares, è partito molto bene il presidente Alberto Stefani? Io credo di sì, ha cominciato a dare un'impronta assolutamente personale e si è un po' anche distaccato nonostante il colore politico affine rispetto a quella che è stata la gestione di Zaia. Non per questo assolutamente voglio criticare la gestione di Zaia, non sia mai, anzi assolutamente, però è altrettanto vero che ha dato una sua impronta legata molto di più a un ambito che forse è più vicino e da qui nasce probabilmente anche la simpatia della controparte politica, più incline, diciamo, tra virgolette, alla sinistra, molto vicino al sociale, molto vicino alle fasce deboli, almeno così, perlomeno a parole, perché ovviamente nei fatti purtroppo dobbiamo lasciarlo lavorare, dargli un po' di tempo perché possa mettere così a terra quelle che sono le sue progettualità e le sue idee. Sentiamo anche Gino Rugolo. Rugolo, cosa dice sindaco? Beh, è un po' nell'ordine naturale delle cose che cambiano le persone e cambiano anche i contesti rispetto al periodo in cui ha operato la giunta Zaia, diciamo. Per cui, ecco, l'aspetto appunto che metteva in risalto Paolo è vero. Adesso c'è la valanga, diciamo, del fronte sociale che sta arrivando, è un'onda lunga e lì lo vediamo noi nei nostri comuni, sia pur piccoli, e forse anche
fatto di essere comuni piccoli ci fa capire l'importanza di avere strumenti, perché noi sindaci ascoltiamo i cittadini, e questo è sempre garantito. I comuni piccoli hanno i sindaci che ascoltano i cittadini. Poi è da vedere che risposte riusciamo a dare ai cittadini, perché dipende anche dagli strumenti che noi abbiamo a disposizione, come anche la provincia, come la regione. E la buona volontà c'è, la giunta regionale si vede, sono partiti a razzo con molta energia. Il tema degli strumenti a disposizione degli enti diciamo, è sul tavolo e non è di facile soluzione. Allora, voi siete sindaci di 2 zone anche collinari dove ci sono i vigneti e c'è questo problema di questi ragazzi che lavorano nei vigneti e non trovano casa. Ecco, alcuni di questi dicono addirittura dobbiamo razionarci l'acqua. Allora, com'è la situazione? È vero che non ci sono le case, le abitazioni, però è anche vero che una volta invece il datore di lavoro trovava queste abitazioni. A me ha scritto e ha telefonato un signore diversamente giovane che adesso vive a Trieste, che dice una volta non era così, c'era la volontà di aiutare anche da parte di quegli imprenditori. Avevamo fatto tipo un consorzio con l'API, Associazione Piccole e Medie Industrie, e si era trovata la quadra. C'erano veramente delle soluzioni di queste case sia dei privati che degli enti. Poi non si sa cosa sia successo, non si sa più niente. Eppure era un progetto bellissimo che doveva essere portato avanti. Io ho tutti i documenti e me li ha mandati. In effetti era proprio così. C'erano queste case messe a disposizione sia da privati che da enti pubblici che avevano fatto squadra anche con gli industriali, con gli imprenditori, per trovare delle soluzioni. Avevano fatto tipo un consorzio. Mares, è possibile ritornare a parlare di questo? Perché la situazione sta sfuggendo di mano. Si può più far finta di non vedere il lavoro nero, le situazioni dove operano questi ragazzi? Prego, Mares. Beh, innanzitutto tengo a sottolineare che da me, nel mio comune, non risulta alcun caso di questo genere. Dopodiché, che lo si possa mettere in piedi, tutto può essere. È anche vero che realtà piccole come la nostra hanno grosse difficoltà a dare questo tipo di risposte. D'altro canto è anche vero che, nonostante che in paese sia molto difficile trovare, diciamo, degli appartamenti o degli alloggi in genere, perché il mercato non li mette a disposizione, è altrettanto vero che ci sono diverse case o alloggi, in ogni caso sfitti, per cui chiaramente questo è un problema perché si perdono entrate, si perdono potenzialità che diversamente bisognerebbe, diciamo, rimettere in un circolo virtuoso. In questo senso diciamo che proprio di recente abbiamo cominciato a ragionarci a livello di giunta per poter trovare delle soluzioni, non tanto per quelle che possono essere delle esigenze che, ripeto, al momento, allo stato attuale non riscontro, quanto piuttosto per dare delle risposte puntuali alle necessità di casa, non tanto legate a una professionalità che ci potrebbe essere, quanto piuttosto perché il nostro paese fortunatamente è abbastanza attrattivo e ci sono persone che vogliono venire a abitare il mio paese, ma questo è un altro problema, insomma, non è legato tanto alla necessità di trovare una ospitalità a quelle persone che vengono a lavorare da noi. Allora spieghiamo anche per chi non conoscesse, ma penso che molti conoscono Paolo Mares, perché Paolo Mares fa parte del partito Lega Nord. Ecco, spieghiamo perché così capiamo anche chi sono i nostri ospiti. Sentiamo anche Gino Rugolo. Prego, Rugolo. Lega Nord, anche Gino Rugolo. No, concordo in pieno con quanto ha esposto Paolo Mares.
non mi risultano casi, ecco, anche a Cavaso, legati, diciamo, a quanto hai esposto, Mirella, per quanto riguarda vigneti o cose del genere. Certo è che anche Cavaso non c'è così grande disponibilità sul mercato di appartamenti o quant'altro, perché sono tutti occupati. Vero, confermo che ci sono delle realtà che sono sfitte, ma perché dovranno subire dei lavori di ristrutturazione, i privati programmano le ristrutturazioni e che c'è tanta richiesta e noi come comuni stiamo lavorando e immaginando scenari che però per ora non è semplice Però è anche andare vero, Sindaco Rugolo, e lo dico anche al Sindaco Mares, che mi piace molto come è partito Mares, perché si parla di prevenzione. È meglio iniziare a lavorarci su questa cosa perché il problema a casa riguarda tutti, cioè non è che riguarda solo una fascia di persone. E perciò io sono convinta che se anche voi fate squadra, dove ci sono realtà invece, dove ci sono questi edifici, facendo squadra con imprenditori, Confcommercio, artigianato, ecco, anche privati, si possono trovare delle soluzioni. Perché è inutile continuare, il problema a casa è un problema, l'avete detto anche voi, che riguarda tutti, sia i grandi che i piccoli, e soprattutto queste persone hanno diritto di trovare una sistemazione e soprattutto con degli affitti anche calmierati, degli affitti giusti, perché mi sembra che siamo andati fuori di ogni logica. Io ho raccontato l'altro giorno di un uomo, un diversamente agile, che paga 300 euro di affitto su un ente privato pubblico, dove è un tugurio. Io sono andata a vederlo, poveretto, lui deve togliersi le protesi e strisciare, non ci sta neppure, e di uno squallore unico. Ma come si fa a chiedere una cifra di lei? Un ente benefattore? Cosa sta succedendo anche su questo settore, Mares? Ma io sinceramente sono un po' sprovveduto, nel senso che non sono molto sul pezzo sull'argomento, perché appunto sono problemi che sinceramente non vivo nella quotidianità. Ultimamente, francamente, anche questioni di natura, come si dice, professionale, così, quando una volta avevo un sacco di persone che erano fuori dalla porta a chiedere: ma tu sindaco dacci una mano a trovare un'occupazione. Il problema occupazionale sostanzialmente, e spero perlomeno per quel che mi riguarda, non ho problematiche di questo tipo, non ho problemi di natura, tant'è che appunto molto spesso sento parlare a livello di ATS e così via di co-housing o queste potenzialità qua per poter dare delle ulteriori risposte al cittadino, ma francamente a volte mi sembra di cadere dalle nuvole, sinceramente. Non vedo queste necessità, devo essere molto sincero. Allora sono due città, una è Cortina e una è Castelcucco. Ci trasferiamo tutti da Mares perché è uno dei pochi sindaci che dice che non ha problemi, uno dei pochissimi sindaci anche dei paesi vicino a noi qui nel Trevigiano che invece hanno molti problemi. Andiamo tutti a Castelcucco, Cortina e Castelcucco, al momento ne abbiamo individuato due. Sentiamo invece Rugolo, Cavaso del Tomba. Veniamo anche a Cavaso, sindaco Rugolo. No, problemi ce ne sono sempre. Diciamo che il comune monitora alcune situazioni di criticità e però siamo sempre riusciti a trovare il giusto equilibrio, a trovare soluzioni adeguate. Che sia facile, no, ecco, perché tra comune e comune ci sono differenze, ecco, proprio storiche e di assetto urbanistico anche. In questo momento Cavaso ha diverse
come dicevo, realtà edilizie che necessitano di ristrutturazione. Premessa, il comune di Cavaso, non so quello di Castelcucco, comunque non ha edifici di proprietà residenziale, e per cui non abbiamo anche storicamente dei rapporti, diciamo, con di abitazione privati. Però che mette vengono anche l'Istituto Filippin, che è un istituto grandissimo, Rugolo, c'è l'Istituto Filippin, che è un istituto grandissimo. Anche là bisognerà, perché cioè, bisogna anche spiegare però cosa c'è, che si potrebbe anche iniziare a fare squadra e vedere che risposte dare, oppure anche la logistica. No, permettimi. Aspetta, Mare, pure anche la logistica, nel senso dei trasporti. È difficoltoso spostarsi e venire da voi con i trasporti. Io lo vedo qui, anche vicino a me, quando mi devo spostare, per esempio a Monastier, dopo una certa ora non ci sono più autobus e più corriere, e stiamo parlando delle 21 di sera, non è che stiamo parlando... Cioè, capite che la logistica è fondamentale per lo sviluppo dei paesi. Ecco, non lo dica a noi di Cavaso. Appunto, infatti ho toccato un tema, visto che andava tutto bene. È una federazione di colmelli e se, che so, a Monastier è una tavola piatta, Cavaso Colmelli vuol dire che se non c'è il trasporto scolastico organizzato dal comune, i ragazzini non vengono nelle nostre scuole. Avete capito? Per cui sì, già riuscire a mantenere dei servizi unitari tipo le scuole per il comune di Cavaso vuol dire un esborso di circa 90.000 euro di puro trasporto all'anno. Per cui abbiamo delle cose basilari e poi si vede se si riesce a intervenire anche nel resto. Maris? No, stavo così dicendo poc'anzi che il fatto di essere piccoli da questo punto di vista ci viene un po' in aiuto, nel senso che quella tipologia di problematiche che tu prima hai espresso e per le quali io non vedo una grossa criticità, si risolvono perché magari in maniera puntuale, quando dovesse esserci il problema, il sindaco se ne occupa personalmente e molto spesso magari riesce anche a risolvere il singolo caso, che non sono delle criticità da dover, diciamo, mettere così su un tavolo assieme anche, non so, l'accompagnamento degli istituti filippini che magari possono offrire delle potenzialità importanti per dare risposte in questo senso. Cioè, a noi è il singolo caso e a quel punto là magari la sistemazione la si trova, è un po' diverso rispetto a realtà un po' più complesse rispetto a quelle che possono essere di comuni molto più grossi e dove magari anche la necessità di avere delle disponibilità di proprietà del comune da mettere a disposizione a prezzi calmierati per il cittadino. Da noi da questo punto di vista assolutamente, io non trovo assolutamente che vi sia un problema. Mi fa piacere Maris che dica questo. Il problema che io ho è che ho molti paesi invece vicino a Cortina, paesi come i vostri, invece dove i sindaci sono molto preoccupati per la logistica, perché addirittura c'è stato un sindaco che ha detto: io devo prendere la mia macchina e portare i ragazzi a scuola perché sennò non c'è nessun modo di trasportare. Cioè, capite che forse fare squadre si riesce anche a capire cosa c'è, cosa non c'è nel territorio e dove impiegare i soldi per migliorare la situazione, perché se diciamo che tutto va bene, che non serve niente, che il sindaco riesce a risolvere i problemi, Mares, anche no, dai, ci conosciamo, Mares, dai Mares, perché bisogna essere anche onesti e sì, dire ho capito, le cose ma parlare che tutto va
bene in un momento dove veramente c'è questa richiesta di lavoro, di case, di mobilità, e chi più ne ha più ne metta, di affitti sproporzionati rispetto agli stipendi che si hanno, la trovo un po' difficile. Ci mancava solo... D'altro canto posso dire anche rispetto alla questione della logistica, noi abbiamo un comune che è di 10 km quadrati, per cui è il più piccolo della provincia di Treviso dopo Porto Buffolè, e a quel punto là noi semplicemente, prima ne parlavamo in giunta qui, ne parlavo anche con il collega, con Gino, rispetto alla non necessità di istituire un servizio di trasporto pubblico. Allora Mares, siamo per l'unione o la fusione dei comuni, Mares? Fusione o unione di comuni dal suo punto di vista? Come, scusa, non ho capito. Unione o fusione dei comuni dal suo punto di vista? Fusioni. Noi stiamo lavorando e siamo qua apposta, io e Gino, perché stiamo lavorando in quest'ottica. Avete capito? Che bisogna unire le forze, vero Rugolo? Un po' alla volta, Marcia, arriva nel pezzo, un po' alla volta, Mirella, ho bisogno di fare... tu sfondi una porta aperta. Prego Rugolo. Come abbiamo detto ai nostri cittadini, e i nostri cittadini hanno capito, non si parla di fusione per una questione estetica, ma parliamo di fusione questa possibilità sarà messa al vaglio della cittadinanza entro quest'anno, perché le problematiche, come dici tu, sono sul tavolo. Sono problematiche legate al fatto che un ente come un comune programmatorio del territorio deve avere anche un assetto strutturale adeguato per poter fornire i servizi che vengono richiesti dalla cittadinanza. E il fatto di mettere insieme, diffondersi e di passare, da 7-8 dipendenti a 17-18 dipendenti, questo dà già un assetto che senza tema di essere smentito cambia sostanzialmente la situazione. Per non parlare dal punto di vista economico, che non sto qui, i cittadini nostri... E anche di sicurezza, Rugolo, anche di sicurezza? Ma certo, ma poi, ripeto, l'ente deve poter essere messo nelle condizioni di svolgere le proprie funzioni. E l'attuale assetto, mi spiace, ma in tutta onestà l'attuale assetto dei comuni italiani, tanti comuni italiani, non è nel miglior assetto per dare i servizi. Grazie Rugolo, perché era proprio qui che volevo arrivare. Infatti io ho tanti sindaci che sono proprio per la fusione, alcuni per l'unione, altri non ne vogliono proprio sapere. Il problema dell'orticello, come si vuole seminare l'orticello, perché da soli io sono convinta che non si va più da nessuna parte, visto le esigenze del territorio, e ha fatto bene a spiegarlo Rugolo. Visto che abbiamo parlato delle esigenze, guardate se succede quello che è successo in questi 2 giorni anche su un piccolo comune, andiamo a vedere il maltempo e poi lo commentiamo con i nostri graditi ospiti. Vento e grandine e tantissima pioggia a ondate che non sembrano volersi fermare. Il Vicentino è stato colpito a macchia di leopardo dal maltempo delle scorse ore e a guardare il meteo sarà di nuovo nel mirino prima del fine settimana. I tecnici di Coldiretti sono stati chiamati a effettuare una serie di sopralluoghi in molte aziende agricole dell'area berica e del Bassanese per fare una mappatura di quanto è accaduto con i temporali delle scorse ore. Criticità sono state rilevate nei vigneti di Brendola e Sarego, mentre a Grisignano e Grumolo hanno subito danni mais e patate. Stanno vivendo ore di angoscia anche i produttori di ciliegie del Bassanese. Qualche piccolo problema l'ho già creato, in quanto fino adesso danni grossi al prodotto non ce ne sono, però sono limitate le giornate di raccolta e perciò tutto viene concentrato in poco tempo e il prodotto è maturo, non si può raccogliere e abbiamo ancora pochi giorni a disposizione per finire la raccolta delle precoci, delle varietà precoci.
Al momento non è una questione di grandine o di ciliegie danneggiate, diventa invece proprio impossibile raccoglierle. Anche oggi siamo fermi perché oggi dovrebbe essere una giornata di raccolta piena, invece ho sentito anche il nostro, dove conferiamo il prodotto, e anche gli altri produttori che stanno fermi perché bisogna che il prodotto sia asciutto per riuscire a raccoglierlo bene. Se questo è l'inizio della stagione, tutte le preoccupazioni del mondo agricolo sono rivolte ai prossimi mesi, decisivi per l'annata. Guardiamo le previsioni perché ormai il contadino ha 4-5 app di previsioni del tempo per qualunque lavoro che affronta. Speriamo che sbaglino, io spero tanto che sbaglino, insomma, ecco. Guardate la potenza della tromba d'aria che ha sradicato completamente gli alberi. Bibione Pineda si risveglia devastata dalla violenta tromba d'aria e dalla bomba d'acqua che ha colpito il litorale veneto intorno alle 19:15 di lunedì. Strade trasformate in veri e propri corsi d'acqua e decine di alberi caduti, sradicati al suolo, con le radici sollevate dal vento. Hanno danneggiato anche le condutture idriche, lasciando alcune seconde case senza acqua. Ad avere la peggio la passeggiata dei pini e le intersezioni limitrofe, dove si contano alberi abbattuti, tetti scoperchiati con coperture polistirolo divelti e grondaie volate via. Sono venuto giù col cuore in gola perché ho detto chissà cosa è successo, perché invece il vento fortunatamente era favorevole. Alberi che nella maggior parte dei casi hanno solo sfiorato le abitazioni, ma tra l'intersezione con via dei Gelsomini 2 sono caduti contro una palazzina. Posti auto completamente distrutti e recinzioni sradicate dal suolo. Ad avere la peggio anche l'hotel Hiki, dove un vortice di vento è entrato all'interno della struttura, distruggendo la veranda, trascinando via tavolini e sedie, rompendo alcuni vetri per poi uscire da una porta sul retro. Danni anche in via delle Primule e nelle aree vicine, con auto distrutte dalla caduta di alberi e decine di piante sradicate, 2 delle quali sono finite sopra la piscina di un residence. Dovremmo spostarci in un'altra casa per vivere le nostre vacanze, quindi speriamo di avere fortuna per il resto delle nostre vacanze. Case sfiorate dagli alberi e vigili del fuoco insieme ad alcune ditte specializzate al lavoro senza sosta per ripristinare le aree il prima possibile in vista della stagione estiva. Noi siamo di Milano, abbiamo una casa, mi ero proposto di venire una volta a vedere Bibione d'inverno, onestamente avrei sperato di vederlo in un'altra occasione. Sono caduti 2 tronchi, 2 pini, 2 su 3, dall'interno del giardino verso l'esterno, hanno sfiorato per forse una spanna il tetto. Infatti il tetto è perfetto, grazie a Dio, però il resto c'è la strada chiusa, vediamo. Una serata davvero terribile che rimarrà a lungo impressa, ma che fortunatamente non ha registrato feriti. Allora Mares, la fragilità del territorio che riguarda da nord a sud, da est a ovest e soprattutto prima si parlava di prevenzione. Prevenzione vuol dire investire nella fragilità del territorio e mi sembra che anche le colline ne sappiano qualcosa. Prego Mares. In effetti questo è un problema, questo sì è un grosso problema che ci investe in maniera importante, perché le frane, gli smottamenti, il dissesto idrogeologico in genere è un problema fondamentale per il nostro territorio, tanto più un territorio collinare come il nostro. Ma se poi da questo punto di vista qua lo Stato ci viene incontro, oppure meglio non ci viene incontro, perché proprio di recente in questi giorni è uscita una graduatoria di un bando delle opere medie così definito che andrebbe a premiare i comuni che potrebbero avere delle problematiche legate al dissesto idrogeologico e alla fine su 1 miliardo e rotti, non so quanti soldi avesse stanziato lo Stato. Il Veneto non ha preso che le briciole perché è stato premiato solo il 2,2% dei comuni che hanno chiesto un contributo, quando da altre parti in Calabria piuttosto che in Campania, Sicilia o altro sono stati premiati fino al 55% dei comuni che hanno partecipato al bando. Evidentemente c'è una sperequazione a vantaggio del Sud Italia che da questo punto di vista qua mi fa un po' storcere il naso, se non addirittura arrabbiare, perché credo che non sia giusto che i comuni virtuosi, proprio a causa, tra virgolette, della loro virtuosità,
vengano costantemente svantaggiati rispetto agli altri comuni che in quanto, tra virgolette, con atteggiamenti poco opportuni nella gestione del loro patrimonio si trovano in uno stato di disavanzo finanziario, di dissesto finanziario, e poi alla fine si trovano a essere premiati. Aggiungo oltretutto che 2 anni fa il comune di Castelcucco è stato investito da una sorta di tromba d'aria e così via, e con delle alluvioni così, ancora a maggio ormai ricorrono 2 anni da questo evento meteorologico abbastanza importante per il nostro paese. Dobbiamo ancora ottenere il contributo che dovrebbe esserci riconosciuto. Allora, a distanza di 2 anni, quella strada che è stata distrutta dalle intemperie, da quello smottamento che c'è stato, quella strada inaccessibile, noi in qualche modo abbiamo dovuto metterci mano senza dover avere benché minimo riscontro dal punto di vista economico, e stiamo ancora a distanza di 2 anni attendendo il contributo dello Stato. Se questo è l'aiuto che lo Stato ci dà, ditemi voi dove possiamo andare, tenuto conto del fatto che un comune come il mio abbiamo approvato il bilancio di previsione investendo 0 lire per quel che riguarda gli investimenti in conto capitale, e abbiamo atteso proprio con le bave alla bocca la possibilità di avere l'avanzo di amministrazione, che è semplicemente i 200.000 euro, e tu mi dici con 200.000 euro dove può andare un comune per investimenti, quando qualsiasi tipo di investimento spendi 50.000 euro e non hai fatto niente, neanche una straordinaria manutenzione. Ditemi voi come possiamo gestire il comune in questo modo, se si possa fare programmazione e sviluppo del territorio. Allora, Rugolo, mi sembra che Mares appartenga ai partiti di opposizione, perché avete detto voi che siete della Lega. E quando Mares dice lo Stato, io invece direi il governo, perché lo Stato siamo noi, Mares, tutti. Il governo è un'altra cosa, eppure avete i vostri parlamentari. È una vita che noi diciamo che i parlamentari del Sud riescono sempre a portare a casa più cose dei parlamentari del Nord. Mi sembra che sia una cosa molto risaputa. Allora, Rugolo, come voi vi confrontate con queste persone che noi paghiamo per fare il bene anche del nostro territorio? Cioè li trovate, vi ascoltano? Perché sentire quello che ha detto Mares veramente fa pensare, ma come stiamo parlando di 2 sindaci che hanno i loro rappresentanti al governo e non all'opposizione? Allora com'è la situazione? Vedete che un po' alla volta siamo riusciti a capire che non è tutto oro quel che luccica, come siamo partiti all'inizio, perché sono problemi veramente grandi. Qui stiamo parlando di un Nord che ha delle calamità veramente importantissime, l'abbiamo visto. Se posso intervenire, ecco, su questo non sono d'accordo con quanto hai detto Mirella, concordo sul fatto che può apparire così. In realtà questo fa capire quanto difficile è a Roma agire e portare a casa risultati. Questo fa capire quanto giusto sarebbe che fossero le diverse regioni a gestire alcuni fondi. Ed è quanto i nostri parlamentari con estrema fatica cercano e quanto giusto sarebbe ci fosse l'autonomia, quell'autonomia che servirebbe appunto a far sì che le decisioni che riguardano i territori vengano prese il più vicino possibile ai territori, perché questo prevede l'articolo della Costituzione. E quanto invece anomalo è che sia Roma a stabilire i criteri. È vero che necessità ci sono al sud come al nord. È vero che quanto ha detto Paolo, che tante volte assistiamo a questa spartizione che ci vede rimanere con l'amaro in bocca, ci vede soprattutto rimanere con le problematiche non risolte nei nostri territori. Su questo voglio dire e ripeto,
spendo una parola sull'impegno dei parlamentari veneti, della Lega e anche non della Lega, perché continuamente stanno cercando di spostare il fulcro delle decisioni da Roma ai territori. Rugolo, io ho dei sindaci invece della Lega. Ho dei sindaci della Lega di piccoli paesi che invece dicono l'incontrario di quello che avete detto voi. Per questo voglio sentire le due campane, perché loro dicono e chi li vedono questi qua? Non ci rispondono neppure al telefono, perciò capite che è giusto parlarne per capire di migliorare la situazione. Aspetti Rugolo, perché abbiamo Mirko da Padova in linea. Vai Mirko. Signora, buongiorno, signora Mirella. Buongiorno. Complimenti alla sua trasmissione. Ma signora Mirella, io sono anni che sento questa situazione del Veneto che lavora, che paga le tasse e poi Roma non gliene frega assolutamente del Veneto, gli basta solo questa grande mucca da mungere quando gli fa comodo. I nostri parlamentari vanno lì, non so cosa fanno, perché quando io guardo sempre la televisione, i 5 Stelle, io non ho visto una volta uno dei 5 Stelle da Roma che parli del Veneto, non ce n'è uno. Lei guardi anche le tribune che fanno, non c'è un Veneto, ma chi mandiamo noi a Roma quando votiamo, signora? Loro hanno un carisma, hanno una capacità, sanno solo chiacchierare, ma sanno parlare 1000 volte meglio dei nostri deputati veneti. Io quando sento parlare i meridionali fanno paura, veramente è una dialettica travolgente. I nostri devono andare a scuola, raggiungono gli obiettivi. E le faccio un esempio, signora Mirella, si vada a leggere quelle di Divani, la ditta di Divani, da quanto tempo sono in cassa integrazione e ricevono questi soldi, queste ditte del sud che si mantengono con lo Stato e sono fallite. Adesso abbiamo la Electrolux che ha 1700 dipendenti che lasciano a casa. Io lavoravo nell'elettrodomestico, lo sapevano bene che i cinesi stavano venendo avanti, io la conosco bene l'Aier, la multinazionale cinese, ma dietro c'è lo Stato, signora, finanzia, ma più non posso. E noi abbiamo dormito, diamo le nostre meravigliose aziende agli stranieri, i nostri politici fanno silenzio, sia del nord che del sud in questi casi, invece di andare a intervenire e salvare queste meravigliose aziende. Rex, abbiamo fatto scuola al mondo, i televisori, signora, Brion Vega erano la Ferrari dei televisori, la Ferrari. Io sono convinto che la Ferrari resterà al mondo perché ci sarà lo Stato che la finanzia, più non posso, perché sono convinto. Ma i nostri politici veneti, signora Mirella, mi creda, quando parlano, quel poco che parlano, mi fanno cadere le braccia a Roma. Quando parlano i meridionali. Le dico l'ultima cosa, si informi quante in Calabria, le caserme dei pompieri, quanti dipendenti hanno nelle caserme? Ne hanno a centinaia e qui ne abbiamo 10-20, ma allora io mi domando che differenza c'è tra il Veneto, la Calabria, la Sicilia? Queste cose nessuno le va a controllare. Andiamo a vedere quanti dipendenti hanno questi signori, allora capiamo perché al Veneto, come diceva prima il sindaco, i signori, non arrivano i soldi, perché li devono mandare giù, perché hanno necessità, perché hanno assunto più di quello che dovevano fare. Ecco, mi perdoni del mio sfogo, signora Mirella, non ci mancherebbe. Non abbiamo politici a livello dei meridionali, siamo sinceri, diciamolo, non mandiamo persone dello stesso livello. Purtroppo è uno scontro così, ma è la realtà. La salute e buon lavoro. Grazie Mirko, prego Mares. Ma qua ci sarebbe tanto da dire. Io dico, porto solo quella che potrebbe essere una soluzione che ho constatato andando nel terzo mondo, in Brasile, andare a trovare dei cittadini di Castelcuco, oppure i figli o i nipoti, i pronipoti di emigranti di Castelcuco, e andando nelle loro città, nei loro paesi dove vivono attualmente. Sono andato in 3 stati diversi del Brasile proprio di recente, in 15 giorni io sono, e parlando con un sindaco mi diceva che loro
la soluzione ce l'hanno attraverso una partecipazione dell'IVA che il comune incamera e che a quel punto là permette di riuscire a fare tutto quello che necessita fare, ma sono addirittura dei comuni potenzialmente ricchi che poi la politica, ci siano intrallazzi, ci sia connivenza, ci sia mafia o altro, mi sembra molto evidente dagli incontri che ho avuto così. Però è altrettanto vero che hanno delle risorse che non partono, non vanno a Roma e poi ritornano le briciole qua, si fermano direttamente qua nel momento in cui il potenziale contribuente le va a versare, e solo così possiamo risolvere i problemi. Ma d'altronde, da questo punto di vista qua, è evidente che noi Veneti, noi Lombardia, noi Emilia Romagna siamo i tre contribuenti, i tre regioni contribuenti che mantengono tutto il resto dell'apparato statale, non potremo mai avere la meglio, perché gli altri sono maggioranza a livello di governo, per cui per quanto si possono cercare di impegnarsi i nostri politici, che se ne dica, che rispondano o meno al telefono, alla fine non lo spunteranno mai, c'è poco da fare. E questa è l'unica soluzione, attraverso il progetto di fusione che stiamo portando avanti io assieme al collega Gino, e che spero che i cittadini capiscano, e attraverso lo strumento del referendum ci dicano che è giusto andare in questa direzione. È l'unica risposta che possiamo dare ai cittadini. Diversamente noi soluzioni, ormai mi sono disilluso, non le avremo, l'autonomia non ce la daranno mai, o perlomeno non ci daranno mai quell'autonomia di natura economica, perché quello è il fattore scatenante, quello che può dare le soluzioni ai cittadini. Quella alla fine serve per tappare i buchi di uno Stato colabrodo. Rugolo, poi andiamo in pubblicità. Io riprendo quanto Zaia ha sempre affermato, che al di là dei singoli comuni è tutto lo Stato che va riformato. L'unica riforma che c'è sul piatto è l'autonomia. Guardandola dal punto di vista, diciamo, asettico, così è l'unica salvezza che avrebbe questo Stato ottocentesco, napoleonico, che potrebbe salvare questo Stato. Sta ai cittadini vedere la positività di questa riforma. Abbiamo fatto anche un referendum, mi sembra, però non abbiamo portato a casa niente. Non parlo dei cittadini, perché poi è l'Italia che ci rimette, come sempre, perché è facile, ma tante volte il popolo, quando volete questo o quello, il popolo tante volte urla Barabba, presente, e a volte bisognerebbe che anche i partiti facessero opera di insegnamento e di spiegazione giusta delle questioni, perché il popolo non si trovi a urlare Barabba senza sapere che cosa vuol dire urlare Barabba. No, ma il popolo, almeno qua nel Veneto, aveva dato le idee chiare su quello certo, il problema è che dopo la politica non è riuscita, la politica veneta, a imporsi, a portare a casa l'autonomia. Prima è successo questo, siamo stati al governo con Bossi, che aveva le carte in mano per giocarsela, però anche lui non è riuscito a portarla a casa, non si è capito cosa è successo, eppure aveva dei numeri veramente importanti, Rugolo, perché se andiamo a vedere la storia è questa, se non riesci a portare a casa nemmeno quando sei al governo e hai delle carte veramente da giocarti importanti. Qualcuno dice avevamo l'8%, ma ricordo che Mastella col 2% diceva o mi dai o io ti lascio, e se no il governo saltava col 2%. Rugolo, è inutile di venire a dire ma avevamo l'8%, il problema è che qualcuno non voleva far saltare il governo e così l'autonomia, ciao. Pubblicità. Mi telefona un amico che mi chiede se ho bisogno di soldi, e io gli chiedo, ma così stralunato perché?
e mi fa cosa sta succedendo, perché mi è arrivato un messaggio dove tu praticamente avresti bisogno, se stai dal notaio avresti bisogno di 1.000 rotti euro o qualcosa del genere. È successo qualcosa? Io ho detto no, assolutamente nulla di tutto questo. Ha trascorso la sua giornata al telefono Paolo Mares, sindaco di Castelcucco, rassicurando i suoi contatti di non aver affatto bisogno di soldi, che non c'era nessuna spesa imprevista, nessun notaio da pagare con urgenza. Eppure il messaggio che vedete è partito dal suo account WhatsApp e ha raggiunto diverse persone, tutte chiamate con il loro nome, evidentemente quelli indicati nella rubrica. È stato un incorrersi di telefonate continuamente e mi sono reso conto che purtroppo ero stato vittima di hacker, e così che ho chiamato subito la polizia postale che mi ha detto come mi dovevo comportare sostanzialmente. Mares a questo punto fa 1+1, anche lui nei giorni scorsi è stato vittima della cosiddetta truffa della ballerina, e questo dopo aver attivato un link che gli era stato inviato da un amico, a sua volta hackerato, che chiedeva di votare per la figlia impegnata in un concorso di danza. Cosa che ho fatto incautamente, aprendo quel link là, e conseguentemente secondo me poi sti filibustieri hanno approfittato della situazione di uno sprovveduto come me per praticamente hackerare il mio stato di WhatsApp. La storia di Mares non è affatto rara. Anche Emanuele Loperfido, commissario di Fratelli d'Italia a Treviso, è stato hackerato. Dal suo WhatsApp è partita la richiesta di denaro per pagare il dentista. Dalle associazioni dei consumatori l'appello è quello di prestare la massima attenzione, di non attivare in particolare link minimamente sospetti. Allora Mares, ci mettiamo l'allarme, ci mettiamo di tutto e di più, poi apriamo il telefono e subiamo la truffa. Prego Mares. Qua io purtroppo mi becchi in una situazione, purtroppo sono una foca da questo punto di vista qua, e casco molto spesso in questi così momenti un po' atteggiamenti incauti da parte mia, perché intanto io sono abituato a fidarmi di tutti, perché sono un libro aperto io personalmente, e così come sempre così illudendomi che lo possano essere anche gli altri, e magari queste volte in talune circostanze, cercando di aiutare l'amico e compagnia bella, cado in questi tranelli. Dopodiché appunto credo che non tutti, spero, auspico, siano così sprovveduti come lo sono io, e chiaramente la cosa ovviamente mi servirà da lezione per il futuro, insomma, ecco. Rugolo? Beh, io ho mia moglie che è terrorizzata da questo tipo di situazioni, per cui ha un rapporto molto problematico con questo tipo di tecnologie. Voglio precisare che il mio amico Paolo aveva chiesto soldi anche a me e manco mi è passato per la testa di aiutarlo. No, è che di solito si rivolge a me col nome Gino, e invece nel messaggio c'era Rugolo, e allora lì ho capito che non era Paolo che me li chiedeva. Comunque ecco che dobbiamo sempre, e su questo ecco anche le scuole, i nostri ragazzi per fortuna insegnano ad avere un rapporto anche attento con queste tecnologie. Bisogna pensarci un attimo in più, perché a volte sul web succedono cose che Rugolo, ma non sarebbe il caso, specialmente per le fragilità, penso più di altro ai diversamente giovani, anche se come sentite, ecco, anche delle persone non proprio diversamente giovani ci cadono, di attenzionare più queste fragilità e di mettere al corrente di non rispondere proprio il telefono, i numeri, perché la velocità, la curiosità di vedere, tac, schiaccia. Non sarebbe il caso, visto che siete, come avete detto, dei paesi piccoli,
piccoli, di cercare di informare. Adesso viene la bella stagione, proprio sull'attenzione che devono dare alla persona che non conoscono, sia quelli che suonano il campanello che col telefono, perché sennò noi veniamo mica fuori, perché per quanto informiamo poi vediamo quello che succede. Sarà il caso di andare a voi a suonare il campanello di queste persone e dire di usare la massima attenzione, perché poi rispondono in una velocità incredibile, schiacciando quel numero che poi diventa una truffa. Prego Rugolo. Alcuni casi si verificano anche nei nostri piccoli paesi, magari non fanno uso di questo tipo di tecnologia, ma magari del numero fisso e via. Quello che si evince è che si tratta di professionisti, sono degli attori convincenti in maniera, e soprattutto per le persone fragili, anziane, è successo che ci siano cascate, per cui si continua sempre a informare, a dire, però appunto diciamo stiamo tanto attenti perché sono ultra convincenti e purtroppo sono professionisti che è difficile a volte non cascarci, per cui... Allora andiamo a vedere adesso invece questa fusione che è molto importante per capire Cavaso su fusione, poi la commentiamo. Sono anni che si parla, si ragiona, ma adesso è il momento di concretizzare. L'aveva annunciato in più occasioni ai nostri microfoni, ma stavolta sembra proprio la volta buona. Cavaso e Castelcucco si avviano a diventare un solo comune. Il motivo per questa accelerazione è molto semplice. La legge regionale prevede che bisogna fare la richiesta entro il 30 aprile dell'anno precedente alle elezioni degli enti, e Castelcucco il prossimo anno andrebbe alle elezioni. Così sia il sindaco Rugolo che il collega di Castelcucco Paolo Mares sono convinti. 2 dei 4 comuni che inizialmente erano interessati all'operazione. E se Monfumo si è chiamato subito fuori, Possagno invece è rimasto in bilico per via della questione Fondazione Canova. Prendiamo atto, però in futuro siamo sempre aperti e anzi li attendiamo. Per chi non l'avesse ancora capito, la fusione è diventata essenziale per questi 2 comuni. Cos'è che non si può fare con 2.500 abitanti che invece con 5.200 abitanti si potrà fare? Beh, indiscutibilmente l'organizzazione interna viene a migliorare enormemente. Unire i comuni significa avere più dipendenti in un tempo dove le amministrazioni si soffiano figure professionali come responsabili della ragioneria o segretari comunali. Ma significa fare anche economie di scala, considerando che a Cavaso i 70.000 euro che ritornano dallo Stato pagano a malapena i dipendenti e per tutto il resto il sindaco conta sui 330.000 euro che ogni anno arrivano da Scopiave. Purtroppo questo viene a minare la capacità programmatoria dei comuni, e questo in parte per 15 anni verrebbe compensato invece da entrate supplementari garantite dalla legge. Quindi c'è pure l'incentivo per un percorso già segnato che porterà in autunno al referendum confermativo. Ma avete già un nome? No, sarà la popolazione a decidere con un sondaggio. Una decisione che per il sindaco Rugolo si può racchiudere in questo slogan. Noi vogliamo creare il futuro e non subirlo. Mares, come mai? Io l'ho avuto anche ospite il sindaco di Monfumo, che anche lui della Lega non vuole parlare di fusione. Ecco, secondo voi come mai? Ecco, Monfumo, paese piccolissimo, però proprio non ne vuole sapere. Io mi ricordo che anche a me ha detto di no assolutamente. Prego Mares. Beh, innanzitutto non è un tesserato Lega. In secondo luogo, chiaramente credo che lui ha sempre addotto una giustificazione legata al fatto che lui diceva non essere di un monfumese doc, per cui non sarebbe mai stato colui che avrebbe tra virgolette tirato giù le serrande del comune di Monfumo, chiudendolo. Questa sembrava la giustificazione che lui ha addotto in talune circostanze. Chiaro che credo che il problema sia un po' più articolato e più complesso, però ovviamente io così
ascolto quelle che sono le giustificazioni che un collega adduce e dopodiché vado per la mia strada e cerco di fare il meglio per i miei cittadini, non vado certamente a biasimare l'operato di un collega, insomma, ecco. Ma anche il sindaco di Colonia Veneta non è per niente d'accordo sulla fusione, anche qua bisognerà trovare la quadra, Rugolo, perché stiamo parlando sempre di Lega, di centrodestra, e se ci sono queste divisioni che voi avete spiegato molto bene, se non si fa squadra più avanti si va e peggio è, perché non tornano più i conti. Prego. Allora, confermo quanto ha appena detto Paolo, il massimo rispetto per le valutazioni che fanno i nostri colleghi e che riguardano le loro realtà. Le valutazioni su Cavaso e Castelcucco le fanno i sindaci di Cavaso e Castelcucco, per cui in base al vissuto che è ultradecennale, le conclusioni sono quelle che andremo a proporre alla popolazione di valutare. Ecco. E c'è il massimo rispetto delle valutazioni fatte dagli altri sindaci. Perché? Perché ognuno fa il proprio percorso. È chiaro che per i comuni viciniori nostri, ecco, il percorso è stato parzialmente fatto insieme. Io, tra l'altro, per storia personale conosco Monfumo, sono legato anche affettivamente a questo comune e rispetto le loro valutazioni. È chiaro che per me le valutazioni che ho fatto hanno un fondamento enorme di verità, però sono le mie valutazioni. Ognuno si prenderà le proprie responsabilità, giustamente, nel momento poi che questi servizi non verranno erogati o verranno erogati in forma molto ridotta, specialmente sì, un problema precisazione, che... Mirella, scusa, prego. Non voglio toglierti. Ecco, nel servizio che è stato fatto un po' di tempo fa si parlavano di 15 anni di entrate suppletive, li hanno portati a 17 anni, per cui quei fondi diventano quasi strutturali per il nuovo comune. Ecco. E un'altra precisazione è che le comunità di Castelcucco e Cavaso non spariscono, anzi si mettono insieme per fare un percorso comune e a quanto noi abbiamo detto, ma che anche i cittadini ci hanno confermato, questa fusione non sarà una somma di due comunità, ma sarà una moltiplicazione delle capacità di queste due comunità di percorrere in maniera forte e responsabile il futuro che ci attende. Mares? Aggiungo semplicemente che anche nel servizio che è andato in onda in precedenza non si parlava ancora di un nome che noi sostanzialmente allo stato attuale abbiamo identificato e abbiamo suggerito alla Regione, che sarà poi lei a definire il nome del comune in ultima analisi, e che sarebbe Borghi del Grappa, il nuovo comune che nascerebbe dalla fusione dei due comuni. Perché Borghi del Grappa? Io avevo insistito assieme così con Gino e assieme anche agli altri consiglieri dei comunali dei due comuni, perché fosse un nome che non fosse troppo identitario, nel senso che per me questo è soltanto nel caso in cui andasse a buon fine questo processo di fusione tra Castelcucco e Cavaso, sarebbe soltanto il primo passo verso ulteriori tasselli che deriverebbero da ulteriori fusioni
che potrebbero portare in futuro alla costituzione di un unico comune su tutto l'arco della pedemontana del Grappa, e a quel punto là probabilmente Borghi del Grappa potrebbe dare quella risposta senza avere che potesse essere motivo ostativo, perché sappiamo perfettamente che il nome chiaramente molte volte diventa un impedimento alla fusione stessa, per cui convergere tutti quanti in un nome che ci possa accomunare credo sarebbe la soluzione migliore per tutti e più facile, insomma. Bello anche il nome, complimenti, mi piace, Borghi del Grappa, molto bello. Prego. Mirella, scusa, un ringraziamento che vorrei fare è a tutti i consiglieri comunali dei 2 comuni e in particolare a Cavaso anche ai consiglieri di opposizione che hanno votato a favore di questo percorso. È un percorso condiviso, coscienti tutti che se, ripeto una frase che ho detto nel servizio, vogliamo creare il nostro futuro e non subirlo, e dare una prospettiva ai nostri territori. Grazie a Gino Rugolo, sindaco di Cavaso del Tomba, grazie a Paolo Mares, sindaco di Castelcucco, di essere stati con noi, buon lavoro e ci sentiremo in autunno. Allora, grazie, pubblicità. E saluto e ringrazio veramente Armando Sartori, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, perché è proprio il momento di iniziare a discutere, di iniziare a fare prevenzione, togliere le mele marce, capire come si può lavorare, con chi, dove e in che condizioni, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Il problema dell'immigrazione e della casa riguarda tutti, il lavoro riguarda tutti, abbiamo bisogno di queste forze, lo dirà anche il Presidente, perché sembra che io dica delle cose strane a volte, perché i nostri non ci sono più, la demografia si fa sentire e soprattutto abbiamo bisogno di questi lavoratori. Allora, come vede la situazione, Presidente? Cosa c'è che non va, che questo PASO fa fatica veramente a essere definito nel vero senso della parola e concretizzarsi? Beh, diciamo che è vero quello che ha appena detto, le imprese hanno bisogno di lavoratori e quindi anche le figure che arrivano da paesi distanti dai nostri possono essere delle risorse, su questo siamo perfettamente d'accordo. Dobbiamo però capire che è un fenomeno che va assolutamente governato e la propaganda sta a zero. Quindi ci vuole un ragionamento collettivo, ci vuole anche una certa severità, perché non è che si possa pensare di integrare chi non vuole essere integrato, questo è il tema. Quindi ci vuole, adesso magari parlando di persone, la parola scrematura non è neanche un aggettivo, una parola che è consona, però voglio dire, chiamatela come vuoi, ci vuole una selezione e ci vogliono delle regole severe. Ci sono le associazioni, c'è il volontariato, c'è la Chiesa, ci sono le istituzioni, tutti assieme dobbiamo avere un quadro preciso di quello che c'è da fare. A volte bisogna fare anche, come che diceva mia nonna, il cuor duro. Quando si fanno delle scelte per il bene comune bisogna lasciare da parte, ragionare con la testa e lasciare da parte l'emotività. Allora, io sono stata chiamata, Presidente, lo racconto, è da ieri che lo dico, da un signore diversamente giovane che adesso abita a Trieste, che mi ha mandato anche una documentazione su quello che si faceva una volta, dove questo signore, con tanto di documenti che ho portato anche a chi di dovere, dice: se facciamo squadra, andiamo a vedere quello che funzionava una volta e perché ha funzionato, è proprio dovuto alla squadra che si era creata con la piccola e media industria, con le banche, con i grandi industriali, e tutti quanti hanno dato delle risposte concrete dove avevano trovato le case per queste persone che lavoravano, che vivevano, erano pagate nella giusta maniera ed erano loro la garanzia di questi lavoratori. Era nato come un consorzio, diciamo.
Poi ha detto, non so cosa sia successo, è sparito tutto. Ma come? Dove sono queste case? Dove sono andate a finire? Perché c'era pubblico, ma c'era anche privato, eravamo tutti assieme, c'era l'industria. Lei ne sa qualcosa di questa cosa? No, io non so molto di questa cosa, io so quello che succedeva una volta perché l'ho sentito dai racconti dei miei genitori. Io sono figlio di 2 genitori che il viaggio di nozze l'hanno fatto per andare a lavorare in Svizzera, tanto per essere chiaro. E naturalmente sono fiero di quello che i miei genitori sono riusciti a fare, ma ripeto, c'erano delle regole e si è usato il tema dell'immigrazione anche nella politica più come propaganda che come vera volontà di risolvere il problema. Credo anche che ci sia nel mondo distante da noi quasi il sogno che qui sia il paese dei balocchi, che si venga in Italia o in Europa per trovare un mondo migliore a prescindere. No, qua potrai trovare un mondo migliore se ti applichi, se lavori e se rispetti le regole. E ne abbiamo molti che si sono anche integrati. E ne abbiamo molti bene. Perché, voglio dire, tutte le nostre imprese hanno addetti che arrivano da paesi che stavano male. Sono anche delle risorse. Io sono tra quelli che pensa veramente che questi sono anche delle risorse. Non possiamo, come dice lei spesso, non possiamo però permettere che le mere marce guastino anche quelle buone. Questo è Bisogna avere il coraggio di toglierle però. Bisogna avere il coraggio di toglierle, per quello che prima parlavo e dicevo, bisogna fare il cuor duro qualche volta. E soprattutto anche la sicurezza, perché poi giustamente queste persone, se hanno fumato cose che non devono fumare, se hanno bevuto, poi girano e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. Questo è il grande problema. Beh, ma è chiaro che le prime vittime del sistema malavitoso è chi non ha un lavoro e chi non ha una casa, eccetera. Quindi io capisco che appunto capisco le iniziative che stanno facendo anche qualche sindaco, perché di fatto chi ha la responsabilità della cittadinanza deve garantire anche sicurezza, e la sicurezza è quella reale ma anche quella percepita. Lei capisce che se ci sono dei poveri disgraziati che le dormono sotto casa, non è che poi lei quando rientra la sera si sente così sicura. Quindi c'è anche il tema proprio degli alloggi, ed è chiaro che il tema degli alloggi non li risolverà il sindaco della situazione, né le imprese di categoria né la Caritas, però ci potrebbe, come abbiamo appena detto, essere una regia che accomuna queste figure, e tutti assieme ci mettiamo per risolvere questo problema. L'ha chiamato consorzio lei prima, non so se è il termine giusto, chiamiamolo come vogliamo. L'importante è partire con qualcosa, perché se l'hanno fatta e funzionava vuol dire che sicuramente. Prenderla nella maniera giusta e quei pezzi giusti da prendere, perché il mondo è anche cambiato, forse riusciremo. Andiamo a vedere questa aggressione alla Caritas di Treviso, poi andiamo con l'artigiano. L'aggressore è un ex ospite che era stato già allontanato dalla Caritas per il suo comportamento violento. L'altra sera l'uomo, un 28enne del Camerun, ha cercato di entrare in mensa. Ne è nata una discussione con un volontario, un moldavo 35enne. A quel punto il cittadino africano ha estratto un coltello ed ha colpito l'operatore al volto, un fendente che ha provocato una ferita guaribile in una decina di giorni. Questo ci provoca a chiederci come fare in maniera di tutelare il lavoro di 20 operatori, 100 volontari e anche gli ospiti che non c'entrano nulla con questo, per dare un minimo di tutela al lavoro che facciamo, per poterlo fare con serenità come finora. Per cui abbiamo deciso di sospendere i servizi di mensa, lavanderia, docce e servizi igienici. Teniamo a parte soltanto l'accoglienza notturna fino a lunedì, perché vogliamo nel frattempo riuscire a mettere in atto qualcosa che ci dia la possibilità di riprendere con serenità.
Lo straniero, dopo aver colpito il 35enne, si è dato alla fuga. Sull'aggressione, che non è la prima, sta indagando la polizia. Una decisione, quella di sospendere i servizi, spiega Don Baratto, necessaria ma presa a malincuore. Una decisione per noi pesante, non ci sia mai stata una sospensione così lunga dei servizi in Caritas, però ci siamo detti che era opportuno proprio per fare in maniera di poter continuare nella maniera migliore possibile. In un comunicato la Caritas spiega che lavorare con persone in situazioni di fragilità è un impegno che dà la soddisfazione di prendersi cura di chi ne ha più bisogno, comporta però anche difficoltà e qualche rischio. Negli ultimi tempi purtroppo vi è stato un aumento di manifestazioni di aggressività tra coloro che usufruiscono dei servizi Caritas in Casa della Carità, soprattutto nell'accesso alla mensa. Con un numero di persone molto alto, da 80 a 100 ogni sera, il rischio aumenta. Aumentano coloro che per motivi diversi si ritrovano particolarmente incattiviti dalla vita o fanno uso di sostanze o hanno scompensi a livello psichico. Rimangono comunque una piccola minoranza, ma i comportamenti di pochi mettono a rischio l'incolumità di operatori, volontari e anche degli altri ospiti. Allora, Sartori, lei giustamente ha le idee chiare, l'ha detto, non è il caso, visto il momento e anche l'urgenza che abbiamo di sistemare un po' le cose, di fare dei tavoli con persone, compresi voi, competenti, sindacati, anche l'altro giorno è stato fatto qualcosa, per cercare di unire le forze e dare delle risposte, delle soluzioni, perché come ha detto lei, da soli non si va da nessuna parte, è inutile cercare di dire farò io, no? Sì, noi siamo consapevoli che abbiamo naturalmente dei limiti perché ci occupiamo anche di altro, però non siamo estranei a quello che succede nel mondo, nel nostro territorio, anche perché naturalmente siamo interessati come imprese a far sì che l'immigrazione sia regolamentata nella giusta maniera. Quindi noi nei tavoli della discussione ci siamo, il nostro contributo lo daremo, quindi la preghiera è chiamateci, sentiteci, ci adoperemo per, noi continuiamo a dialogare con i sindaci, con la prefettura, ecco la grande regia naturalmente deve essere la prefettura perché poi la responsabilità della sicurezza ricade sul prefetto, è un compito che non è facile. Ripeto, è lì da tanti anni, non trova mai una soluzione, è il momento di agire senza tanti ragionamenti propagandistici. Dico anche a chi usa il metodo di dare sempre l'altra guancia che invece è arrivato il momento anche di farsi rispettare perché c'è chi poi abusa di questa bontà che è tipica dell'Italia e in particolare dei veneti, perché i veneti sostanzialmente un po' troppo buoni Mino va a combatta, ecco, lo sono sempre stati. Allora andiamo a vedere anche questo veramente effetto che veramente ha fatto sobbalzare tante persone a casa, questo grande marchio Electrolux. Andiamo a sentire Artigiani e Stefani, andiamo e poi commentiamo. Stiamo seguendo questa come altre crisi aziendali, abbiamo una delega specifica al tavolo di crisi aziendale che stiamo utilizzando ovviamente per risolvere e prevenire anche in alcuni casi alcune crisi aziendali. Siamo in costante contatto con il governo proprio per andare in questa direzione. La Regione in stretto contatto con il governo monitora la crisi Electrolux dopo l'annuncio di 1.700 esuberi in tutta Italia. Una preoccupazione diffusa per le ricadute sul piano occupazionale con tutti i risvolti che simili ristrutturazioni aziendali potrebbero avere anche sul territorio. I sindacati puntano quanto prima ad un confronto e ad un coinvolgimento delle istituzioni locali, ad iniziare dal sindaco Montesel che esprime la sua vicinanza ai lavoratori e auspica, come già successo in passato, un passo indietro dell'azienda. Noi siamo con i lavoratori, con le loro famiglie e con chi difende il posto di lavoro, no? e la vitalità economica delle nostre comunità. E noi confidiamo che tutto possa essere superato e sia una piccola tempesta e si possa andare avanti con Susegana che mantiene i suoi ritmi produttivi e naturalmente la sua parte occupazionale.
Una crisi, quella Electrolux, che rischia di avere pesanti ricadute anche sull'indotto. L'allarme di Confartigianato Imprese Veneto: a pagare il prezzo più alto non saranno solo i lavoratori, ma anche le centinaia di maestranze che vivono dell'indotto. Aziende della logistica, dei servizi, fornitori storici, senza dimenticare la componentistica. Per Conegliano, che è da tempo denominata l'Inox Valley e quindi un'area vocata alla produzione di componentistica per l'elettrodomestico e per l'inox, avrà sicuramente una ricaduta in termini di volume di componenti e di beni prodotti. Preoccupazione anche dalle diocesi del Triveneto, che si affiancano a quelle di Concordia Pordenone per lo stabilimento di Porcia e Vittorio Veneto per il polo industriale di Susegana. I rispettivi vescovi esprimono solidarietà e vicinanza ai dipendenti dell'azienda in un momento così grave e assicurano che le chiese sono al loro fianco, ricordando che il lavoro è il fondamento della dignità umana e non può essere ridotto ad una mera variante di bilancio. Presidente Sartori, Mirella dice spesso che abbiamo svenduto il paese, che siamo ormai agli sgoccioli. Non so se riusciremo a farcela, la volontà c'è. Ho visto anche la voglia di fare squadra anche tra di voi, tra sindacati, però sarà molto difficile perché siamo agli estremi delle forze, queste multinazionali che continuano a prendere la ciccia, come dico io, e lasciare delle ossa che non servono più niente a nessuno, ma ne ripagano poi i lavoratori, che sono le famiglie italiane e venete. Prego, Presidente. Sì, il tema dell'Electrolux sorprende oggi per il numero. Speriamo che sia un po' una boutade e che poi si vada a trattative, eccetera. Questo è un po' il sistema, ma voglio dire, in un'area come il Coneglianese parlare di 1700 esuberi è una roba devastante. Poi, come diceva il Presidente di Confartigianato Conegliano, Severino Del Bo, c'è tutto l'indotto e quindi insomma la cosa è veramente drammatica. Però voglio dire, il tema è sempre quello, dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte. Lo dico ancora, è finito il tempo, è finito da tempo il tempo della propaganda. Ci vogliono scelte coraggiose e ci vogliono investimenti, ma investimenti veri. Quindi voglio osservare solo una cosa: noi abbiamo il costo del lavoro che è tra i primi in Europa e i salari che sono tra gli ultimi in Europa. Ok, quindi voglio dire, tanto per essere chiari, lei dice è finita, è certo che è finita. Noi siamo la Romania di Ceausescu rispetto a un mercato globale, ma siamo la Romania di Ceausescu rispetto all'Europa, ok? Quindi se parliamo del mondo del lavoro, che poi noi andiamo ancora in giro vestiti bene col cashmere e con gli occhiali di moda, questo ce lo possiamo ancora permettere, non so fino a quando. E quindi abbiamo un sacco di problemi, dobbiamo ritrovare una politica industriale, che vuol dire investimenti nell'elettricità, nelle risorse che servono per far andare avanti le nostre imprese. Naturalmente le trovassimo domani mattina queste idee e le risorse per fare questi cambiamenti, ne beneficeranno fra 30-40 anni i nostri figli. Quindi se la domanda è: siamo messi male? Sì, siamo decisamente messi male e quello che sta succedendo all'Electrolux oggi si ripeterà domani e così un po' alla volta noi andremo verso una desertificazione del sistema produttivo. Noi che 20 anni fa eravamo il miracolo del nord-est, questo insomma fa un po' girare le scatole. Però fa anche pensare che forse, prima parlavo anche con i sindaci che avevo ospiti, abbiamo una politica miope. E qui non andiamo solo da una parte. Noi abbiamo cercato di fare il nostro dovere come cittadini, ma poi abbiamo visto cosa è successo. Una politica che avrebbe dovuto mettere la competenza nei posti veramente importanti. Politica vuol dire saper fare politica. È una cosa diversa da essere un politico. Sei un politico ma sai fare politica, perché è inutile girarla, poi alla fine vai là a sbattere. È là, nella stanza dei bottoni, che si vede dove il paese può arrivare, con chi può arrivare e come gestire questa montagna anche di creatività che avevamo, perché
facevamo tutto, mi pare, Presidente, non andavamo a prendere niente, anzi ci invidiavano qualsiasi cosa facevamo, cercavano di copiarla. Ecco qua che adesso voglio arrivare. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo aperto le porte, loro arrivavano, specialmente i cinesi, i giapponesi, copiavano, fotografavano, li ospitavamo anche in albergo, facevamo fare anche le gite. Una volta che hanno capito come funzionava, con una politica incompetente, che non capiva il danno che stava creando al paese più bello del mondo, con la creatività più bella del mondo, e noi abbiamo perso tutto il know-how, quello che faceva sì che il nostro paese, come dice lei, la famosa locomotiva del nord-est, dove è andata a finire? Perché passano sempre il cerino la colpa al cittadino, che non sbaglia a votare, cioè, capite che non è proprio così. Cosa dice, Presidente? Ci sarà pure qualcuno che avrebbe dovuto pagare questi sbagli madornali che ha fatto. Vi ricordate, e lo dico anche al Presidente, quando dicevano andate in Romania, ai nostri artigiani, ai nostri piccoli industriali, anzi davano anche i soldi per delocalizzare. Dopo arrivava che il ferro, che lo pagavi qua prima, a stesso prezzo, cioè loro risparmiavano, per il ferro tu pagavi lo stesso prezzo, o sbaglio? Sì. Allora, cosa è successo, Presidente? Ma è successo quello che ha detto lei nell'introduzione, dice non c'è sostanzialmente una classe politica all'altezza, non c'è una dirigenza all'altezza, ma questo stiamo inventando l'acqua calda, d'altronde i vecchi dicevano che il pesce puzza dalla testa e quindi lì si arriva. Ripeto, quando io parlo di propaganda, cos'è che intendo dire con quella parola là? Io intendo dire che la politica deve avere una visione lunga, non la visione di un'azione che è atta ad avere il consenso del giorno dopo, come diceva qualcuno, perché poi si risolve tutto col fumo. Non è che i cittadini non sbagliano a votare. I cittadini votano chi gli si presenta davanti, fanno una scelta, chi di destra, chi di sinistra, chi di centro, però quello votano, quindi il problema non è che adesso abbiamo, che ne so, un governo che non funziona. Fossero altri, probabilmente abbiamo una classe politica generale che non funziona. E questa, io adesso non è che voglio buttare tutto nel cestino, ci mancherebbe, però dobbiamo capire che dobbiamo mettere alla guida del paese delle figure che sono formate e che abbiano una visione in prospettiva di ciò che abbiamo bisogno. Questo vale per la politica, questo vale anche per le associazioni di categoria, questo vale per il mondo intero, per tutti, ok, visto che prima si parlava, vale per la Chiesa, per la Caritas, per le associazioni di volontariato. Se hai un ruolo devi saperlo gestire nella maniera corretta. Però vede, Presidente, c'è un grande problema, che mentre nel privato, se una persona non funziona tu la puoi anche licenziare, in politica invece la persona che non funziona la promuovono. Allora prima fa un disastro da una parte, dopo la mandano da un'altra parte, così fa disastro anche da un'altra parte. Il problema è che, se io lo dico da tanti mesi, Presidente, perché gli abbiamo queste persone, se noi non iniziamo a mettere la competenza dove veramente serve per rilanciare il paese, e gli abbiamo queste persone, non è che non li abbiamo, li abbiamo, forse non andremo da nessuna parte. Se invece la politica capirà di mettere queste competenze per far ritornare il paese quello che è stato tolto, ma che era, perché eravamo la quarta potenza, Presidente, eravamo la quarta potenza. Le armi le facciamo noi ancora, non si sa ancora, ma siamo noi che facciamo, nessuno lo dice, ma le armi sono anche nostre, per non parlare della manifattura, dell'artigianato. Lei è il Presidente, ma possono solo copiare anche adesso, non è che riescono a fare quello che riusciamo a fare noi con i nostri meravigliosi artigiani, però li hanno veramente disintegrati. Nel vero li hanno disintegrati. Luciano da Desenzano del Garda, vai Luciano. Mirella, ciao. Buongiorno al signore lì, buongiorno. Buongiorno. Niente, Mirella, tu continua a dire bisogna votare persone giuste, ma le persone giuste sono state nei primi 30 anni dopo la guerra,
che ci ha portato l'Italia, forse ancora prima di 30 anni, a essere la quarta potenza della terra, no? De Gasperi, quelle persone lì. E poi dove siamo finiti? No? Dove siamo finiti? Banche a rotelle, 700 miliardi di lire spese e buttate via. No? Non faccio neanche il nome. Un altro, fiorentino, compra un aereo di 260 miliardi di lire, mai usato. E poi il super bonus dovevano dargli i soldi da aggiustare la casa ai pensionati, a un certo reddito, a chi aveva un reddito non di più di 30.000 euro, non aggiustare le ville al mare, la seconda casa, no? E poi anche il popolo ha colpa, non perché ha votato questi, il popolo quando ha votato no al nucleare, abbiamo il 30% dell'idroelettrico, energia elettrica, avevamo il 30% delle 4 centrali nucleari e eravamo 60, che ci sono costate 30-40 mila miliardi a costruirle, adesso ci costano 10-20 mila miliardi a buttarle giù, no? Avevamo il 60%, è inutile votare 2 secondi sull'autonomia che ne hai parlato prima, ma non capisco. Abbiamo qua la Svizzera qua a due passi, che c'è il popolo più felice della terra, no? E abbiamo 5 regioni autonome, 5, perché non dobbiamo essere tutti autonomi. Al sud, per curare le persone, prendono gli stessi soldi del nord e devono scappare milioni di persone per venire al nord. Come si fa a mettere a posto le cose? Come fa questo governo? Se va sull'altro, di sinistra, il centro-sinistra, devono mettere in busta paga a milioni e milioni di pensionati e di stipendiati dall'inflazione dal 2001 al 2026. Dovrebbero mettere in busta paga di 500 euro subito, 700 euro. C'è stato solo dal 2000 al 2005 c'è stata l'inflazione del 25%. Uno che prendeva 1.000 euro, pensione o stipendio, dovrebbe prendere 1.200, 1.300. Vi saluto, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie, abbiamo sentito. Luciano, prego, Presidente. Sì, il sistema politico purtroppo è partitico più che politico, si basa più sulla fedeltà dei candidati che sulle competenze, e questo è un dato di fatto. L'ascoltatore che ha telefonato sì, ha sollevato alcuni ragionamenti che condivido, ma soprattutto condividiamo tutti il fatto che sentiamo il bisogno di chi nel dopoguerra ha ricostruito il paese. Quella era la vera politica. Io credo che ci sia anche una questione culturale da riprendere. Io credo che questi non erano extraterrestri, questi erano dei bravuomini, delle persone di buona volontà, intelligenti, indipendentemente dall'area politica in cui si collocavano. Quindi credo che sia il momento anche proprio che anche nelle scuole si spieghi seriamente, concretamente chi erano queste figure e che vengano in qualche maniera copiate. Cioè, mi verrebbe da dire, li avessimo clonate, si starebbe molto meglio. Ci sono dei periodi, noi abbiamo vissuto un periodo di crescita, anche perché l'Italia in quel momento era di fatto distrutta, devastata, eccetera, quindi c'è da dire che in quel momento là si poteva solo crescere. E adesso invece la cosa si fa più difficile. Eravamo anche in un mondo che stava magari peggio di noi. Adesso però noi abbiamo fatto un po' i furbetti, quello che diceva lei prima, Mirella. Noi abbiamo delocalizzato, in realtà abbiamo portato i nostri saperi alla conoscenza di tutti e questi ce l'hanno messa a palazzo. Non abbiamo fatto delle politiche per energetiche, eccetera.
Diceva l'ascoltatore, parlava del referendum sul nucleare, ma queste non sono materie di carattere referendario, è la politica, è chi dovrebbe vedere la necessità del mondo in cui viviamo che deve fare prendere queste scelte. È chiaro che se tu mi vieni a chiedere se piace o no il fotovoltaico e io ho in mente quello che è successo a Chernobyl, beh, è facile che vada lì e ti dica che non lo voglio. Adesso abbiamo, per carità, il nucleare, scusatemi, adesso io ho ancora paura del nucleare, però sono realista e so che il nucleare c'è in Svizzera, c'è in Slovenia, c'è in Croazia, visto che mi sono beccato quello di Chernobyl, se succede qualcosa in questi stati qua, credo che proprio sia la disfatta di Caporetto. Quindi, voglio dire, questi ragionamenti noi li dobbiamo fare perché noi non possiamo salvare il mondo da soli. Però vede Presidente, parlare di questi temi così delicati, così importanti, ci vuole molta competenza. Io ho avuto un fisico, perciò che sa cosa vuol dire nucleare, che ha spiegato molto bene perché qui non si può fare. E quando ne parleremo? Lascia che parlo tanto. Perché è il territorio dove sei che non si presta al nucleare. Allora, non si può fare il paragone, ha detto, con la Germania, perché sono due cose diverse. Tu devi guardare e parlare dove tu sei, dove vivi, perché non è mica così semplice come si dice. Allora, se noi ascoltassimo le persone che hanno studiato, che sanno cosa vuol dire nucleare, che danno anche le spiegazioni, dopo tu fai le tue riflessioni, però io ti spiego perché l'ho studiato, so quello che ti dico. O sul fotovoltaico, che lui l'ha spiegato molto bene, cosa si potrebbe fare. Ma se non ci ascoltano, allora di cosa parliamo, ho detto. Ma di cosa parliamo? Allora noi abbiamo queste possibilità, Luciano, ma non devi essere tu che decidi se il nucleare va bene o no. Noi dobbiamo ascoltare, li abbiamo, le persone che hanno studiato il problema, che ce lo sta alla politica a decidere. Ma non può la politica parlare di nucleare senza prima avere a fianco le persone, che è famoso e contraddittorio, no? Tu parli e io ti rispondo. Tu non puoi parlare da solo di nucleare perché il cittadino ascolta e quello che la racconta meglio ci crede. Però quando io ho queste persone che hanno studiato e dicono Mirella, anche no, lasciamo perdere, non è che ho l'ultimo della classe, ho uno dei migliori fisici italiani. Allora, e noi abbiamo queste persone, Presidente, questi cervelli, la fuga all'estero di cervelli. Li formiamo talmente bene che quando vanno all'estero non ce li danno più indietro perché sono bravi. Sì. Ecco la competenza, ecco qua la competenza. Ma tu la competenza la devi trattenere, non la devi lasciare che se ne va. Ma come, la formiamo e poi ce la prendono e non tornano più? I migliori ricercatori, scienziati, quelli potrebbero essere stati anche i futuri politici del nostro territorio, perché no? Perché no? Ma se non gli diamo l'opportunità, come dice lei, di entrare nel meccanismo anche politico, di farli sedere attorno a un tavolo e vedere veramente cos'è la competenza e dove mi servirebbe quella competenza, noi rischiamo poi di fare, come ha detto il nostro Luciano, di far fare le ville, di ricostruire le ville invece di costruire le case ATER, magari che sarebbero, che non sono a norma, ma sono soldi pubblici, attenzione. Sono soldi pubblici, tu non puoi usarli a tuo piacimento perché non sei in grado di gestire la cosa e vuoi al momento solo la tua visibilità, perché io ti ho eletto per fare il bene del paese, non per fare i tuoi interessi. Qua c'è il problema grande. Presidente. Sì, naturalmente io prima ho fatto l'esempio del nucleare, proprio, ma comunque ci tengo a dire, non è tema da popolo, perché come ha detto lei, chi la racconta meglio, eccetera. Però voglio dire, non sono state fatte neanche serie politiche nei contesti green, quindi eolico, magari l'eolico il Veneto non andrà benissimo, ma nel fotovoltaico è tutta propaganda, ecco. Voglio dire, ha ragione l'ascoltatore Luciano quando dice del 110%, il 110% è nato
nato per sanare le case che diceva Luciano, è nato per quello. Il problema è che in Italia ci sono i furbi, ma soprattutto in Italia c'è chi permette ai furbi di fare i furbi, e questo è il tema vero. E allora lì veniamo alle competenze. L'Italia, e il Veneto in particolare, ha sempre spesso grandi cervelli, cioè è poco conosciuto perché non lo conosce quasi nessuno, ma voglio dire, se oggi abbiamo un computer in mano e tutto funziona, l'inventore del microchip è un certo Fagin di Vicenza, sì, tanto... Fatalità, Fatalità, ok? Voglio dire, certo che non è noto come chi gioca a tennis o a calcio. E questo la dice lunga. I motori che fanno i cinesi, però sì, sono Fiat sì, dell'anno copiato. Okay, cioè, voglio dire, noi abbiamo delle risorse che ci possiamo giocare, certo ci vuole un cambio culturale diverso. I giovani che valgono dobbiamo trattenerli, però per trattenerli dobbiamo dargli anche la possibilità di crescere e dobbiamo dargli anche un salario, cioè un salario dignitoso, ok? Quindi l'Italia è messa male perché ha una serie di problemi che non sono mai stati risolti, non sono mai stati seriamente sviluppati, e adesso ce li ritroviamo tutti là, tutti in conto. Alberto da Padova, prego. Salve, allora due cose. Per quanto riguarda il nucleare, ho seguito una trasmissione molto interessante sul canale nazionale della RAI circa 2 mesi fa. Allora, la Francia ha comprato 30 impianti nucleari e la Polonia ne ha comprati 15 da un'azienda europea. Sono impianti nucleari grandi come un campo da calcio e mezzo. Possono essere collocati all'interno di un paese perché non c'è nessun rischio di pericolo, di scoppi di questo e di quello e dell'altro. È un sistema innovativo, costa relativamente poco, ma noi in Italia non abbiamo comprato neanche uno. Di che cosa stiamo parlando? Dove vogliamo andare? L'intelligenza artificiale, non so se lo sapete, è stata scoperta da un professore di Padova nel 1995 e lui, non trovando collocazione qui in Italia, l'ha venduta in America. I cinesi adesso sull'intelligenza artificiale sono al 5.0, cioè sono 5 volte superiori alla nostra conoscenza dell'intelligenza artificiale. Cioè vuol dire che non sono su Giove, sono all'interno dell'universo e con questo comandano il mondo, perché basta vedere qui i poveri operai che probabilmente al 99% dovranno rimanere a casa, perché è così che va a finire. Vedi Gruppo Berloni giù in centro Italia, vedi altre aziende che sono state collocate. Io conosco una grossa azienda che nessuno ne parla, aveva la banca gli ha detto di rientrare di 500 milioni, grossa azienda a livello internazionale, la banca gli ha detto di rientrare 500 milioni, gli ha portato la banca il fondo americano, con 90 milioni ha assorbito la banca e tutti casa. Roba di, stiamo parlando 5-6 mesi fa, non dell'epoca. Ma di questa azienda non ne parla nessuno, che ha la sede in provincia di Treviso. Ok? Non sembra di parlare del fantoccio, stiamo parlando di aziende a livello internazionale con molti dipendenti. Ma noi vogliamo, la politica ovviamente è totalmente estranea, cioè lungi da loro da pensare che le cose debbano essere gestite. Si pensi che io ho una lavatrice della Miele del 1991 e funziona ancora. Ho cambiato gli ammortizzatori con 40 euro e ho fatto un'altra piccola manutenzione con 60 euro. La lavatrice della Miele, che oggi costa 3.400 euro, va da Dio, è una classe AAA, è ancora una classe A++ del 1991. Io sono andato a vedere per comprarne una e mi fa sì, lei può scegliere se comprare la coreana o quella costruita in Germania. Chiaramente quella costruita in Germania
costa quei 200-300 euro in più, però le viene garantita un qualcosina in più perché è fatta in Europa. Ma allora perché non compriamo quella fatta in Germania? Ecco, non so, dopo forse ho messo troppa carne No, al fuoco. hai fatto bene Roberto, Alberto. Vedi Roberto, il problema è che siamo stati sommersi dall'usa e getta. Non a caso, non è che non sappiano fare le cose bene, è che siamo sommersi dall'usa e getto e quel prodotto deve durare tot tempo e poi via. Così è successo per le televisioni, è successo per tutto, per qualsiasi cosa, e siamo ridotti a questo. Per quanto riguarda il nucleare, ponete il problema perché in Italia non abbiamo niente, perché c'è qualcuno che dice attenzione, non è così semplice come si pensa. Se volete che apriamo un dibattito, inviterò questo fisico, ecco, che ha anche piacere, solo che lui è talmente annoiato, e sa perché, Presidente, dice, non mi ascolta, cioè è inutile parlare, se poi nessuno vuole ascoltare, fate quello che volete, però questo 1+1 i conti li so fare e fa così. Allora, Presidente, cosa si potrebbe fare per cercare anche voi siete proprio una pedina molto importante per quello che sarà anche il nostro futuro, perché l'Italia era fatta anche e soprattutto di artigiani, di artigianato. Ecco, in questa situazione, ecco, come si ritrova? Cosa vuole dire? Cos'è che dicono i suoi associati? Allora, i nostri associati sono un po' disorientati perché chi fa impresa oggi sa che deve lavorare e poi avrà anche magre soddisfazioni a livello economico perché i costi sono troppo alti. Si stanno anche disaffezionando un po' a tutti, anche a noi stessi, anche a chi li rappresenta, perché magari non capiscono che c'è un impegno, ma magari non vedono dei risultati concreti. Che cos'è che noi stiamo cercando di fare? Lo faremo anche fra poco in Piazza delle Istituzioni a Treviso il 7 giugno, così divulgo un po' il verbo. Fra pochissimo. Ecco, che è proprio fra pochissimo. Incontreremo noi con Confindustria Veneto Est e con la rappresentanza dei sindacati e la rappresentanza che ci lusinga del presidente del Veneto Alberto Stefani. Ci incontreremo per dire alla politica di tener conto dell'importanza dei corpi intermedi. Cioè noi vorremmo diventare quel soggetto, quell'interlocutore che conosce le imprese, conosce ciò di cui le imprese hanno bisogno, e accontentare le imprese non vuol dire dare sovvenzionamenti, dare contributi, non vuol dire questo. Vuol dire aiutare queste imprese a stare al passo coi tempi per creare un tessuto socio-economico che funzioni. Quindi qua non si tratta di arricchire il sottoscritto o il mio collega, qua si tratta di far star bene le imprese, e quando si parla di imprese si parla... Sono quelle più in sofferenza. Che sono quelle più in sofferenza. Quando si parla di imprese si parla del titolare dell'impresa e dei suoi collaboratori. Sì. Ok, quindi questo è il tessuto socio-economico. Noi vogliamo ridiventare quella parte di Italia che tutti riconoscevano come la locomotiva dell'Italia. Insomma, si parlava addirittura di miracolo. Le dico, Mirella, di miracoloso, lo dico sempre, non c'era assolutamente niente. Di miracoloso era il fatto che noi facevamo 12, 13, 14 ore al giorno. Il lavoro. Il miracolo era il lavoro. Il lavoro, non la politica. Non la politica. Il lavoro facevamo. Esatto. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Gli Appennini e le Prealpi sono l'ammucchiamento dello scontro di due placche tettoniche che abbiamo sotto, come due auto che si scontrano e si ammucchia la lamiera. Tanto per figurare cos'è l'Italia. L'Italia è un posto sismico e costruire una centrale, per quanto sicura sia, la costruisci sempre dove è una zona sismica. È strano che si parli di nucleare dopo due referendum che hanno detto no. È strano che si parli di nucleare in un posto dove siano pieni di torrenti e siano pieni di centrali, praticamente di turbine che sono là abbandonate e chiuse da anni, perché le industrie manufatturiere dell'Ottocento e degli inizi del Novecento andavano tutti a idroelettrico.
Ci sono immagini in YouTube sugli amici dell'Urbex che vedi queste centrali con 3-4 generatori fermi da anni e sotto hanno il torrente, vedi il torrente, lo senti anche il torrente. Cioè, in un posto pieno di torrenti dove l'acqua corre parliamo di nucleare, ma non so, i cervelli sicuramente sono andati all'estero qua. Buona giornata signori. Grazie Claudio, e inviterò questo fisico se è libero, ecco, mi farebbe proprio piacere, è venuto anche diverse volte. Dice, cosa vuole che le dica Mirella? Cosa vuole che le dica? Vince sempre quello che parla più forte che magari quello che sa meno di tutti, però noi siamo così, ascoltiamo queste persone, vedremo cosa ci racconterà, ecco, in base anche a quello che ha detto Alberto da Padova, che glielo riferirò. Allora andiamo a vedere invece cos'è anche l'Electrolux per il ministro Urso. Andiamo a sentire cosa dice Urso. Il piano che l'azienda ha presentato ai sindacati è inaccettabile. Il ministro Urso interviene sulla crisi Electrolux a poche ore dall'annuncio shock dell'azienda di 1700 esuberi in tutta Italia. Sappiamo, spiega Urso, che ha difficoltà in Europa per la concorrenza cinese e che ha già chiuso lo stabilimento in Ungheria. Ma qui in Italia siamo determinati a salvaguardare gli stabilimenti produttivi e a tutelare tutti i lavoratori. Per questo ho convocato il tavolo il 25 maggio con regioni, sindacati, azienda. Il governo dunque è pronto a fare la propria parte per bloccare il piano di 1700 esuberi su 4.500 dipendenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. Per quanto riguarda l'impatto sulla nostra azienda, hanno subito messo nero su bianco che tutte le linee che attualmente sono a turno dall'8x2 andranno aggiornate, quindi numericamente su una stima nostra fatta intorno alle 200 unità che saranno in esubero. 200 persone sono tante, perché siamo 1200 forse, anche un po' meno, e quindi è una situazione che non si può permettere. Al momento numeri certi non ce ne sono, ma le stime dei sindacati parlano di 200 esuberi a Susegana, dove come nel resto d'Italia i lavoratori si sono astenuti dal lavoro nelle prime 8 ore di sciopero. Già dall'alba di oggi i lavoratori insieme all'RSU si sono presentati ai tornelli per bloccare quello che può essere l'accesso al sito produttivo. I lavoratori hanno aderito in maniera massiccia. Auto davanti ai cancelli per impedire l'ingresso anche dei camion rimasti parcheggiati nel piazzale esterno. Abbiamo pensato di tenere fuori anche le merci, quindi nessun camion entra ed esce, nessuna ditta esterna entra ed esce, proprio perché la fabbrica deve rimanere ferma. C'è chi come Paola Morandin lavora qui da 40 anni e chi come Lorenz Pai è arrivato da poco e teme ora per il proprio futuro lavorativo e personale. Ho un mutuo. Sì, non è facile, soprattutto adesso con gli aumenti dei prezzi, con questa situazione di precarietà. Alla mente torna la grande crisi del 2014. Oggi, come allora, i sindacati incontreranno i lavoratori nel corso delle assemblee, mentre non si escludono altre giornate di sciopero in attesa del tavolo convocato il 25 maggio al Ministero. Saranno richieste che portano ad avere più certezze rispetto a quello che sarà il settore del bianco in Italia. Dobbiamo assolutamente lavorare per mettere in campo nuovi investimenti, per migliorare la produzione e rilanciare tutto il settore manufatturiero. Abbiamo Rinaldo da Venezia in linea, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Spero che devi io parlare con gli altri, Mirella. Da quando si globalizza il mondo? Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Sì, ma guarda che ti ascoltiamo, non serve che ti ripeti ogni mattina. Certo. Il mondo si globalizza. Siamo entrati sull'era del consumismo, ma le cose non mi cerca. Buttiamo via tutto. Non diremo più fare quello che vogliamo gli altri, quello che vuoi fare gli altri. Chi ne fa mangiare quello che vuoi, chi ne fa comprare quello che vuoi, con la pubblicità, con tutte le robe che ti propina. Daremo lei gli altri. Col petrolio daremo i primi ad avere il petrolio del mondo in mano. Siamo arrivati che siamo cosa. Ma gli altri non contiamo niente come loro colpe. Gli fa quello che vuoi. Chi che ha i soldi comanda loro. Perché gli danno da mangiare quello che va sul supermercato. Deve vergognarsi andare sui supermercati. Gli vende scolarsi, gli vende roba
ne fa morire. Ma via chi va a fare una ciara, cosa che siamo di a mangiare, qua in Italia, nel Veneto, che siamo i primi sulla frutta, sulla verdura, sui formaggi, su tutto. E adesso non contiamo più niente, Mirella. I comandatori fanno più voi. Il governo gli interessi intaccati e a sua paga che si lauta e non li da finire. Non so che gli interessa neanche del fotovoltaico, ma le cose fanno quello che vogliono. Ti puoi fare il governo, qui che comanda il 30%, ti fa il governo col 40%, 50%, il 2%, il 3%, dei 600.000 partiti. Ma una volta c'era la politica vera, adesso una volta qualsiasi tipo di politica, il fascista, il comunista, il democristiano, tutti, ma in era seri, gli faceva il suo lavoro. Guarda De Gaspari, va bene, era il democristiano, e Mino Zero del democristiano, ma andava a Roma in treno, adesso per spostarsi per i fatti suoi, gli tappa un treno in pieno, e cosa siamo? Adesso i politici, intanto non gli dai cultura, non gli dai passione, uno che fa politica, è giusto pagarlo, però se ti vedi tutto le robe, se no non ti va niente. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché sono in chiusura, grazie. Vi ricordate i dibattiti fra Movimento Sociale, Partito Comunista? Erano di un rispetto tra di loro, che c'era un confronto veramente, era vivace, ma un confronto culturale importante, si rispettavano uno con l'altro, si ricorda? Perché veramente bisogna anche ricordare questi momenti, Almirante, Berlinguer, veramente dei contrasti fortissimi, ma nel rispetto della politica e a vicenda, o sbaglio? Ma l'abbiamo detto e lo si sente comunque anche da chi è intervenuto, c'è la nostalgia di quel tipo di politica là, di quel tipo di preparazione, quel tipo di dedizione. Cioè uno insomma, non può fare la politica solo perché ha un riconoscimento economico, eccetera. Uno si deve caricare di una responsabilità e quindi bisogna ripristinare questa questione qua. Credo che bisognerà partire proprio anche dalle scuole, ripeto, lasciando perdere le simpatie partitiche. Noi dobbiamo parlare di politica, che è un qualcosa che va di diverso. Ah, sì. Però Presidente, all'artigiano adesso anche i nuovi ragazzi, perché c'è la volontà anche di fare qualcosa, di mettersi in proprio. Non è vero che non c'è la voglia giovane di mettersi in prima linea, però bisogna dare degli strumenti, perché sennò non è possibile. Ecco, partecipare a dei bandi, devi pagare prima di ancora di partecipare, cioè è tutto difficile. La partita IVA che costa un sacco di soldi, cioè è tutto complicato per un giovane che vuole anche lui mettersi in prima linea con un lavoro autonomo. Prego. Sì, è tutto complicato, però noi partiamo anche da questioni proprio pratiche. Per esempio, giusto per toccare il tema del lavoro, si festeggiano in questo periodo qua i 10 anni dell'apprendistato duale. C'è un evento che si svolgerà a Vittorio Veneto. E l'apprendistato duale è una cosa che abbiamo fortemente voluto e che hanno voluto le rappresentanze datoriali per dialogare con la scuola. Cara scuola, quindi il Ministero, c'è appunto una legge, dateci la possibilità che i giovani studenti entrino nelle aziende, perché questo concetto che il lavoro è una cosa brutta che non vale deve finire. Il lavoro è soddisfazione, è crescita, è cultura, è voglia di riscatto, di indipendenza. Cioè, voglio dire, lavorare per fare una famiglia o per comprarsi una casa vale anche se costa sudore, anzi vale soprattutto se costa sudore. Ci vogliono delle competenze. Oggi vengono richieste delle competenze che sono tecniche, teoriche, e qui va bene la scuola, ma ci vogliono anche delle competenze che sono pratiche, reali. E qui c'è questa interfaccia tra il mondo del lavoro, che noi rappresentiamo appunto le piccole imprese che hanno tanto da dare, che hanno bisogno di questi ragazzi
iper preparati, perché adesso l'impianto elettrico non lo fai più con 3 fili, adesso c'è la domotica, c'è tutta una serie di Però cose. Devi muovere le mani. Però devi muovere le mani, ma per muovere le mani devi muovere il cervello. Sì. Ok, attenzione che dico che siamo andati anche oltre con l'apprendistato duale. Al ragazzo che entra che studia, e che quindi gli istituti tecnici, eccetera, eccetera, e che entra in azienda, viene messo nelle condizioni fin di subito di essere in qualche modo anche remunerato, e questo non fa male alle famiglie e al ragazzo stesso, e anche gli vengono riconosciuti i contributi. Quindi questo giovane ragazzo di quarta, di quinta o di terza entra nel mondo del lavoro a tutto titolo. Queste sono cose che pochi conoscono, ma che invece valgono molto. Ma il governo come risponde a queste iniziative molto importanti? Allora, ci vuole un salto culturale. Il governo risponde bene, perché la legge è stata fatta nel 2016, appunto compie 16 anni, ma ci sono sempre sti paletti, perché bene o male la scuola ha più difficoltà, insomma ci sono, ma ci stiamo lavorando. Noi su queste questioni qua siamo molto caparbi, noi da tenere duro, vero, duro, perché è comunque una nostra necessità. Ma noi rivediamo in questi ragazzi quelli che eravamo noi tra l'altro. Non è cambiato niente, Presidente. Non è cambiato niente, sono dei bravi giovani. Tra l'altro io ne ho oggi in azienda, arrivano italiani, veneti, stranieri, di tutto un po', gente super integrata, cioè tu non ti accorgi se non per il colore della pelle che insomma... Ma sono preparati? Ma sono preparati, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che qualcuno deve aprire gli occhi. Deve aprire gli occhi e capire cosa c'è nel territorio che può aiutare questo paese a darsi una smossa, perché sennò con la burocrazia, ecco, è una cosa allucinante la burocrazia, tutti i giorni, penso anche voi, cioè è una cosa che riguarda tutti quanti e prima o dopo qualcosa deve succedere, ma soprattutto capire che i giovani hanno voglia di fare. Noi vediamo che le scuole di formazione hanno dei numeri incredibili. Questo ragazzo vuole veramente cercare anche lui di prendere posizioni diverse da quello che è la solita liceo tradizionale. Perché i numeri ci sono, allora vuol dire che non abbiamo capito niente? Perché allora vuol dire che non abbiamo proprio capito. Ma è lui che ce lo dice, coi numeri, che vogliono partecipare a queste scuole professionali che noi avevamo eliminato o azzerato quasi, perché ce n'erano pochissime, mentre bisogna cominciare, come ha detto lei, Presidente, riprendere quello che in passato era stato fatto. Le scuole professionali in passato hanno creato quella classe imprenditoriale che ha fatto il miracolo del Nord-Est. Poi lì non ci è più creduto tanto e quindi c'è stato, diciamoci, un esodo verso altri lidi, altri tipi di scuola, che per carità tutte valide, però voglio dire, noi dobbiamo garantire l'istruzione a 360 gradi a chi ha fretta e voglia e desiderio di andare a lavorare dopo 3-4 anni e chi invece intravede il suo percorso culturale, scolastico molto, molto più a lungo. Quindi noi dobbiamo, i ragazzi sono tutti bravi, chi vuole andare a scuola e anche chi piace un po' meno andare a scuola. È chiaro che quando noi parliamo di scuole professionali dobbiamo anche capire che vanno fatti gli investimenti giusti, certo. Perché voglio dire, una volta si faceva la scuola professionale e bastava una carriola e una cazziola, no? Adesso ci vogliono strumenti che anche costano, perché il mondo è cambiato. Abbiamo adesso il Max Planck qua a 2 passi, vorrei capire. Ottima scuola. Vorrei capire. Ottima scuola con cui abbiamo fatto una Era in degrado totale fino a poco tempo fa. Abbiamo fatto proprio l'altro giorno firmato un accordo appunto per dare vita a questa dualità, a questi SAGE nelle imprese, quindi la nostra attenzione al mondo scolastico e al mondo dei giovani è in maniera totale. Allora Presidente, come ci saluta e con quale messaggio vuole lasciarci? Baro un po',
un po' perché mi verrebbe di dire siamo messi male, però io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, da qualche parte bisogna pur partire. Quello che noi chiediamo alla politica è maggiori attenzione alle rappresentanze, ai corpi intermedi. Non chiediamo la luna nel pozzo, non vogliamo nulla di gratis, vogliamo essere messi in condizioni di poter fare il nostro lavoro, e se noi facciamo bene il nostro lavoro facciamo bene anche il sistema socio-economico, facciamo bene all'Italia, facciamo bene al Veneto. Questo è il messaggio. E agli industriali cosa vuole dire, Presidente? Allora, gli industriali che conosco io la pensano tutti esattamente come me. Sono molto critici verso una classe politica che non dà un certo tipo di risposta. C'è stato un periodo che gli industriali hanno cercato la via più comoda, più breve per arrivare allo scopo. Lo scopo di un industriale talvolta è stato quello di fare solo i soldi. Adesso io credo che la borsa. Io credo che devono tornare i tempi della maturità. Il bravo industriale è quello che fa impresa, è quello che salva l'impresa, è quello che la fa continuare, è quello che i soldi li investe nell'impresa, e i soldi, la borsa, insomma, l'abbiamo visto, poi è una coda di paglia. Non più finanza, operaio, persona. Esatto. Gli industriali che conosco io, tanti di quelli che conosco io, la pensano esattamente così, e a loro dico: tenete duro e andate avanti su questa strada. Veramente grazie Armando Sartori, Presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, di essere state noi. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, Presidente, siete stati bravi anche da casa, bisogna dire quello che è, però sul nucleare mi sa che dovrò proprio iniziare a invitare qualche fisico. Grazie Presidente. Pubblicità. La perizia compiuta da uno specialista in tossicologia ha certificato senza alcun dubbio l'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per la maggior parte dei partecipanti a rito sciamanico nell'abbazia di Vidor, ma non può stabilire con esattezza il periodo in cui queste siano state consumate. Ma il dato che fa riflettere è che 16 su 17 persone sono risultate positive all'ayahuasca, non solo, ma 7 anche alla cocaina. Quasi tutti erano stati sottoposti all'esame del capello. All'appello mancano 3 partecipanti alla cerimonia. Dopo mesi sono emerse le prime verità. Ora bisognerà attendere le decisioni della procura, che aveva già indagato 5 persone per morte in conseguenza di altro reato e cessione di sostanze stupefacenti. Un rito sciamanico che era terminato in tragedia. Alex Marangon era morto la sera tra il 29 e il 30 giugno 2025 e ritrovato su un'insenatura del Piave soltanto il 2 luglio. Il 25enne barman di Marcon era precipitato dalla terrazza dell'abbazia di Santa Bona, un volo di 15 metri che non gli aveva lasciato scampo. Alex sarebbe precipitato in preda ad una psicosi dopo l'assunzione di sostanze psicotrope. Anche nel corpo del 25enne erano state trovate le medesime sostanze. Nella relazione viene spiegato che le concentrazioni dei componenti dell'ayahuasca ritrovate nei campioni dei partecipanti al rito, 3 segmenti di capello fatti risalire a periodi diversi, possono in realtà indicare un consumo, se non proprio abituale, quantomeno un'assunzione ripetuta nell'arco del periodo considerato, e che non possono essere circoscritti al giorno esatto. Questo significa che non si può dire con certezza se quella sera del 29 giugno i partecipanti abbiano consumato o meno l'ayahuasca, anche se è probabile. Saluto e ringrazio l'avvocato Stefano Tigani. Buongiorno avvocato, è un piacere averla ospite, è un pezzo che non ci sentiamo. Allora, ma la verità su un processo qual è? Perché noi non riusciamo più a capire niente. Prima uno è colpevole, poi diventa innocente. Ecco, com'è la situazione proprio per il cittadino che si vede a volte spaesato, dice: ma cosa sta succedendo? Ecco, ad esempio abbiamo seguito questo caso, ma anche Tureta, dove invece è arrivato l'ergastolo. Ecco, ci vuole spiegare come può essere che una persona prima venga condannata e poi risulta che tutto quello che è stato fatto forse va rivisto. Ma le prove cosa sono allora, le prove? Avvocato. Ma su questo, intanto grazie dell'invito sempre graditissimo.
la trovo tra l'altro in gran forma e questo mi fa piacere. Grazie. È chiaro che diciamo per il cittadino quella situazione che lei sta rappresentando è motivo di smarrimento in qualche modo, perché come giustamente dice lei, ma prima uno viene condannato, poi viene improcessato, poi viene assolto. Qual è la verità? La verità purtroppo è la verità, quella che noi dobbiamo accettare, purché si sia formata nel modo giusto, è sempre quella processuale, quella del processo, che purtroppo non sempre, o forse direi quasi mai, coincide con quella sostanziale, con la realtà dei fatti, perché non ci dobbiamo dimenticare che, e questa è una garanzia per il cittadino, non una manchevolezza dell'ordinamento, senza voler scendere troppo sul tecnico, però quando si parla di un processo penale, quindi di un'imputazione, la persona va condannata oltre ogni ragionevole dubbio. Che questo è importante, che è quello, per esempio, no? Parlando di Garlasco, lei credo facesse riferimento anche un po' a questo caso. Insomma, questo Stasi viene prima assolto dal GUP, poi di nuovo condannato, assolto, alla fine dopo un casino tremendo di anni viene condannato. Adesso salta fuori questo esempio e la gente è smarrita, è ovvio. Per come andrà a finire questa storia, nella testa di molte persone ci sarà sempre l'idea che una verità vera di questa storia non emergerà mai di fatto, e questo non va bene. Poi su questo c'è da dire che negli anni si è insinuato sempre di più l'uso dei social, la spettacolarizzazione dei processi, lo abbiamo visto anche nel caso, anche se siamo riusciti per fortuna a gestirlo nel caso Turetta, però diciamo che poi la spettacolarizzazione di queste vicende è terribile, non fa bene alla giustizia, non fa bene alle persone, non fa bene alle persone coinvolte. Lo stesso sempre, lo stesso Stasi, mi viene da dire, e questo onestamente mi dispiace. Io non vi dirò, perché non credo che sia il mio ruolo, non sarebbe corretto, non è corretto da parte di nessuno che non abbia messo il naso fino in fondo, non abbia studiato fino in fondo le carte, dire come la pensi su questo caso, su chi è responsabile e chi non è responsabile. L'unica domanda che bisogna farsi è: la sentenza di Stasi è stata emessa oltre ogni ragionevole dubbio oppure no? Per adesso evidentemente la Cassazione l'aveva confermata, quindi sì, ma sicuramente adesso ci sarà un processo di revisione e quindi chissà come andrà a finire. La verità nella testa di molti non ci sarà mai probabilmente, e credo che un paese civile, come riteniamo di essere noi italiani, la nostra Italia, ritenga di essere la nostra Italia, non possa accettare soluzioni di questo tipo, non con i mezzi tecnici, istruttori, investigativi che ci sono adesso. E quindi, tornando al caso di Alex, come avete anticipato voi, è chiaro che dal punto di vista della famiglia c'è un'angoscia grande riferita alla domanda se mai riusciremo a dimostrare la verità dei fatti. Noi ci stiamo lavorando. Io proprio ieri, sera, fatto tardi, proprio per questo ho depositato una memoria al procuratore, al dottor Vannassoi, con cui c'è sempre stata un'interlocuzione leale e trasparente, e sicuramente sarà sempre così, nella quale però noi facciamo presente, sulla base di 2 consulenze che ho depositato contestualmente a questa memoria, redatte dal dottor Cirnelli, medico legale, e dall'ingegner Monfreda, ingegnere tecnico, con la quale rappresentiamo dei fatti fondamentalmente. Rappresentiamo che credo di poterlo dire, comunque lo dico, non mi interessa, va detto. La ricostruzione della caduta di Alex, per come lo abbiamo letto nei giornali, si sostiene che sarebbe caduto da questa terrazza, e quindi che le lesioni che si sarebbe procurato siano effetto di questa caduta. Noi questa tesi non ci convince, perché intanto ci sono 2 lesioni che lo stesso medico legale del pubblico ministero aveva indicato come possibile effetto di corpo contundente, quindi di azione di terzi inizialmente, tanto è vero che vi ricorderete che il procedimento era stato aperto per omicidio, e
Quindi il nostro medico legale sostiene che se fosse caduto da quell'altezza non può aver avuto solo quelle lesioni così importanti, ma si sarebbe irradiato un po' per tutto il corpo l'effetto traumatico di questa grande caduta. Si parla proprio in letteratura scientifica di trauma da grande caduta, quindi una caduta da un'altezza elevata oltre 10 metri che subisce una repentina decelerazione con impatto immediato al suolo. E questo crea delle lesioni che vanno irradiandosi rispetto al punto col quale il corpo sbatte, ma soprattutto non ci sono quelle lesioni nel corpo che avrebbero indicato, con una vegetazione così fitta dell'epoca, dei fatti, cioè avrebbero procurato sul corpo le piante, diciamo, insomma, gli arbusti. E quindi delle due l'una, se è caduto da lì avrebbe dovuto farsi molto più, cioè, avere delle lesioni molto diverse, ma soprattutto l'arachide cervicale, le spalle, che sono i punti tipici che vengono interessati dalle lesioni da grande caduta. Oppure si sarebbero dovuti trovare negli arbusti segni del passaggio sul corpo, ma soprattutto anche sul corpo, le scoriazioni, eccetera. C'è peraltro da dire che su una mano c'è una lesione che potrebbe benissimo essere compatibile con un segno di difesa, e quindi tutto questo ci ha indotto a chiedere, insomma, un approfondimento istruttorio ulteriore prima di chiudere l'indagine, che comunque il magistrato ha condotto, perché noi non stiamo cercando, l'ho sempre detto, un assassino a tutti i costi, ma vogliamo che se si va verso una direzione, quella direzione debba essere certa. Poi è ovvio che se l'impostazione dovesse essere sempre quella della morte come conseguenza di altro delitto, quindi no, l'imputazione immaginata, quella di cessione di sostanza stupefacente e quindi poi morte in seguito all'evento dovuto alla caduta in preda a eventuali fumi di alcol, di droghe, diciamo, è ovvio che insomma se sarà questa l'impostazione, per carità, andremo in quella direzione, ma noi non siamo assolutamente convinti. Certo è che organizzare un evento di quel tipo, che poi ricorderete che tutti avevano negato inizialmente, no? Erano purghe, sì, le purghe, però alla fine il tempo che è passato tra questo ritrovamento e la denuncia, non erano tanto purghe, quindi una persona che poi cade in un luogo così pericoloso senza che chi ha organizzato questo evento abbia posto tutte le cautele necessarie perché questo non succedesse, è una responsabilità lapalissiana. Però noi vogliamo approfondire questo aspetto della caduta, che secondo noi non è assolutamente chiaro. Voglio però dire una cosa, precisare una cosa. Logicamente l'esame sui capelli condotto dal dottor Adobati non può aver evidenziato al minuto, all'ora, al giorno anche l'assunzione delle sostanze, ma le sostanze sono state trovate in ogni segmento del capello. Di conseguenza, se si va a vedere che il 29 giugno, ma anche a maggio, e forse anche a aprile, e comunque successivamente, in quell'evento là sono state somministrate delle sostanze che sono state trovate ad Alex addirittura nel sangue, e poi ci sono tutte queste persone, 16 su 17, 7 su 17, che avevano ayahuasca e droga, è ovvio che l'hanno prese quella sera là, no? Perché anche quella sera, perché poi i dati tecnici vanno anche interpretati in base ai fatti. Chiaro che il dottor Adobati, poverino, non è che poteva trovare l'ayahuasca ad horas, diciamo così, nel sangue, dopo non è così. Abbiamo esaminato i capelli, ma secondo me è pacifico che in quella serata fosse stata somministrata questa sostanza, che voglio ricordare è potentissima ed è strapotente, soprattutto anche quando viene presa in concomitanza con altre sostanze. Tra l'altro il povero Alex aveva la cocaina nel numero vitreo, comunque insomma diciamo quello sì è stato un'assunzione proprio nell'immediatezza dei fatti, quindi insomma le responsabilità sono a mio giudizio clamorose. Vorremmo però, proprio per il principio che lei rappresentava all'inizio, cioè della verità a cui i cittadini hanno diritto, vorremmo chiarire subito questo aspetto della caduta, dell'eventuale concorso di terzi. C'è poi quel buco di 3 ore in cui non si sa cosa sia successo, e questi 2 colombiani che indisturbati sono tornati a casa. Sono tranquillamente a casa all'estero.
Però, avvocato Tigani, quello che volevo chiederle, perché l'avvocato che difende sul penale deve, se c'è questa presunta condanna o condanna, deve cercare di tirarlo fuori dal carcere. Questo è il ruolo del penale. Ma questo colpevole o presunto colpevole, quando voi, ecco, cominciate questo dialogo, riuscite a capire dov'è la menzogna e qual è la verità? Lei sorride perché io me lo sono posta tante volte, ma l'avvocato crede veramente a queste favole che sta raccontando, oppure ha capito che c'è una verità nascosta che prima o dopo lui riuscirà a tirar fuori e capire veramente qual è la verità? Ecco, quanto è difficile riuscire a capire, perché sono anche molto bravi alcuni a mascherare, a mettersi questa maschera di buonismo, di bravo ragazzo, poi alla fine vediamo cosa c'è sotto. Ecco, questa è la bravura dell'avvocato, o sbaglio, avvocato, o più avvocati? A volte la bravura sì, può anche essere che ci sia Allora, l'avvocato deve essere preparato, tanto quanto deve essere preparato il pubblico ministero e il giudice. Tutto parte dall'impostazione del nostro sistema giuridico, che è un sistema giuridico di tipo accusatorio, cioè se la Procura della Repubblica immagina un'imputazione a carico di un imputato, deve essere in grado di portare al giudice che inizia il processo senza sapere nulla della vicenda, cioè lui ha il fascicolo solo col capo di imputazione sopra e col casellario giudiziale e il certificato di residenza dell'imputato, deve essere in grado di portare gli elementi che condurranno il giudice, o dovrebbero condurre il giudice, a una condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Quindi il lavoro del difensore è quello di dire: ma tu sistema sei in grado di provare oltre ogni ragionevole dubbio che questa persona sia colpevole, sia responsabile? Questo è il punto. Quindi io ritengo una cosa, secondo me, nel 2026, con il progresso tecnologico, scientifico, tecnico che c'è, se uno è responsabile e non viene dimostrato, c'è un problema di indagine grande come una casa. Io ritengo questo nel 2026, però tanti fatti sono successi molto prima, quindi insomma. Per cui non è la questione l'avvocato deve difendere il colpevole, l'assassino a tutti i costi, eccetera. L'avvocato deve far sì che il principio giuridico secondo cui lo Stato può mettere una persona in carcere lo deve fare se ha raggiunto una prova oltre ogni ragionevole dubbio. Punto. Questo è il punto, perché il rischio qual è? Che finisca in carcere gente che non ha commesso dei fatti, ed è successo tante volte, lo sappiamo molto bene. Quindi il nostro compito è un compito, io ritengo nobile, tanto quanto quello del procuratore che persegue i delitti, perché noi non vogliamo che in Italia vengano commessi delitti, non è che noi avvocati siamo lì per difendere i delinquenti e farli stare fuori dal carcere. Non credo che sia questo il messaggio che deve passare, ecco. Avvocato, ma non le sembra che sia un percorso troppo lungo per avere giustizia? Uno che intraprende, un cittadino che intraprende il percorso della verità. Noi parliamo di processi che durano una vita con dei costi altissimi e poi vedere veramente se riesci a avere vittoria, perché è una questione anche di competenza, di soldi, o sbaglio? Ma ci sono tanti aspetti qua da discutere. Il primo è questo: intanto il processo ti rovina la vita, questo è poco, lo sappiamo benissimo. Mi vengono in mente anche tanti processi fatti a politici, per esempio, anni e anni di processi, quindi carriere politiche finite, patrimoni svuotati, spese legali immense, dopo 10-15 anni magari arriva la Cassazione e ti assolve. Queste sono cose che non si possono accettare. I processi devono anche essere veloci, perché questo comporta nuovo personale preparato, più magistrati, più giudici. C'è tutto un sistema da rivedere che in questo momento qua, insomma, è abbastanza in sofferenza, diciamo così, mettiamola così. Lei ha perfettamente ragione, è giustissimo che il magistrato processi una persona, ma l'importante è che sia fatto in tempi ragionevoli, perché, credetemi che vivere una vicenda processuale dolorosa con un'imputazione importante, magari non solo per omicidio o per altre cose, ma anche per
corruzione, per concussione, per reati, tra l'altro in un mondo come il nostro, diciamo, caratterizzato dai social, imputazioni che ti rendono sostanzialmente un mostro e non ti consentono neanche di andare a mangiare una pizza al ristorante perché ti tirano dietro i limoni, è ovvio che non può funzionare così. Io sono d'accordissimo con lei su questo. Senta, avvocato Tigani, lei che frequenta i carceri, perché io veramente, essendo anche lavorando in televisione, si sentono tante cose. È vero che le carceri potrebbero essere anche svuotate, ecco, lasciando magari anche con delle messe in prova, con degli accompagnamenti, che ci sono delle persone che magari starebbero meglio fuori che dentro, e il carcere veramente è un istituto che ti fa riprendere la vita, oppure è un percorso che veramente ha dei punti di domanda, ecco, esci più buono o esci più o meno delinquente? Allora il tema delle carceri è un tema... Oggi mi stai interrogando, però. Allora, il tema delle carceri è... No, ma parliamo anche un po', sai, io sono anche appassionato di politica, quindi questo fa tutto parte anche un po' della politica, no? Il tema delle carceri ha diversi aspetti. Il primo è quello, diciamo, l'aspetto madre, secondo me, è quello della dignità della detenzione, in qualche modo, nel senso che chi finisce in carcere per scontare una pena, ma la sconta nei confronti dello Stato. Lo Stato deve garantire, proprio perché la permanenza in carcere deve obbligatoriamente tendere, lo dice la Costituzione, no? Alla rieducazione della persona che ha commesso il reato e finisce in carcere, deve garantire una detenzione dignitosa, umana, perché sennò significa che è lo Stato stesso che si comporta allo stesso modo del delinquente che è finito in carcere. Questo non è accettabile. Quindi non è una questione di destra, di sinistra, eccetera, è una questione oggettiva. Il carcere, noi che diciamo pretendiamo che le persone che hanno commesso dei reati gravi scontino una pena, non siamo quelle persone che possono pensare, immaginare di godere del fatto che una persona finisca in carcere e ci soffra nel carcere. Questo non fa parte dell'ordinamento giuridico italiano, non può passare questo messaggio qua. Allo stesso tempo ci sono delle realtà carcerarie, secondo me, ben organizzate, che consentono anche la frequenza di corsi, di lavori, eccetera, perché le persone capiscano l'errore, si ricostruiscano una vita. C'è stato per esempio una bellissima iniziativa della Camera Penale veneziana che ha assunto proprio un detenuto per quando è stata istituita la libreria della Camera Penale, molto bella, per dire, no? Per fare un esempio. Poi io dico una cosa, qui mi assumo una responsabilità morale. Probabilmente ci sono certi tipi di delinquenti, di personaggi che difficilmente sono recuperabili, secondo me. Senza essere ipocriti, c'è anche, secondo me, questo grosso problema. Però questa è una riflessione mia personale, magari qualcuno potrebbe non essere d'accordo, però se ci guardiamo intorno ci sono dei personaggi veramente molto pericolosi che è difficile rieducare, a mio avviso, però magari mi sto sbagliando. Però diciamo che in generale quello che dice lei, il carcere può essere un momento, dovrebbe essere un momento per una riflessione, per un rientro dopo la pena nella società a tutti gli effetti, però poi bisogna che la società accetti anche il detenuto che torna in libertà, perché poi si creano i preconcetti, questo era delinquente, eccetera. Invece noi dovremmo essere forse, e quindi dovremmo avere un filtro anche da parte di assistenti sociali, uffici penali esterni, eccetera, psicologi, sociologi, che ci consentono di capire veramente quando una persona può riprendere la vita normale. Il sovraffollamento, avvocato Tigani, devo correre perché il tempo è tiranno. Mi sente, avvocato? Devo correre, ho detto, perché il tempo è tiranno e siamo quasi in chiusura. Ma il sovraffollamento del carcere, ecco, può produrre proprio l'effetto negativo, perché veramente vivere in certe situazioni con un disagio enorme può far diventare questa persona o più violenta
oppure in preda ai violenti. Come mi difendo io? Mi devo aggregare, devo far parte di quel gruppo, perché non è così semplice quello che ho sentito, ecco, rimanere un po' neutri, diciamo, ecco, diciamola così. E soprattutto, avvocato Tigani, il minorile, ha ancora senso un carcere minorile o sarebbe utile proprio fare un cambiamento culturale anche per quello che riguarda il minore? Prego. Non lo so, non le so rispondere perché adesso anche il minore, diciamo, è il minorenne, quindi 16-17 anni, comincia ad avere una maturazione superiore diversa rispetto a quello che succedeva 30 o 40 anni fa. Non so, è un argomento cui bisognerebbe riflettere molto, molto attentamente, anche diciamo dal punto di vista sociologico e psicologico, che non sono le mie competenze, quindi non mi addentro in questo. Le dico però che le do ragione sul sovraffollamento, cioè il numero di suicidi che non è accettabile, ed è quindi indice quello oggettivo del fatto che un problema nelle carceri c'è. Noi che siamo uomini di legge e in generale cittadini dobbiamo porci questo problema, questa riflessione. Facciamo molto presto a dire tanto se sono andati in carcere vuol dire che se lo meritavano. Sì, però, torno al discorso di prima, va bene, tutto vero, però bisogna anche garantire che quel carcere sia un punto di possibile ripartenza per la persona, che magari non arriverà neanche mai, ma allora vuol dire che non andrà, che continuerà a delinquere, quando uscirà e ritornerà in carcere, punto. Ma il carcere deve essere dignitoso. Avete capito cosa ha detto l'avvocato Tigani? Avvocato Tigani, un'altra cosa importante è da capire i risarcimenti. Ad esempio, parliamo di Garlasco. Se adesso Scempio verrà condannato e magari forse sarà lui il colpevole, non si so, vedremo. Ecco, queste assicurazioni che hanno pagato alla famiglia, ecco, dovranno restituire i soldi che hanno ricevuto? Ma allora, questo è un aspetto tecnico che dipende da molti fattori, non le posso rispondere con certezza adesso. Potrebbe esserci questa possibilità, certo, ma non è troppo presto per dirlo assolutamente, anche perché poi bisogna capire le motivazioni, anche quando parliamo di riparazione per l'ingiusta detenzione, cioè non è che anche quel tema là, non è che se uno è stato in carcere la legge garantisca immediatamente così tu pure il risarcimento. C'è una procedura istruttoria molto, molto complicata anche lì, che va seguita e che per esempio deve escludere il fatto che non sia stato lo stesso imputato in qualche modo responsabile, anche se indirettamente, dell'errore giudiziario. C'è tutta una questione tecnica molto complicata, anche lì i social parlano un po' troppo. Io le posso dire come la penso io. Noi possiamo parlare per un anno di Garlasco, ma nessuno di noi, anche se ha letto 1000 giornali, sa veramente come è andata quella storia, e non si dovrebbe orientare in giudizi, soprattutto pubblicamente, perché sono cose anche tanto private, anche tanto delicate. Ah beh, guardi avvocato, dopo quello che ha detto... Anche per la famiglia di Chiara Poggi, poverina. Aiuto. Rispetto per le famiglie. Aiuto avvocato, aiuto, poveri noi. Ecco, se la verità, come dice lei, chissà quale sarà la verità, chissà. Giusy, vai Giusy, velocissima, vai. Mamma mia, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora avvocato, quando una persona ammazza, anche denunciandosi che è stato lui ad ammazzarla, il suo avvocato, che cerca in tutti i modi di poter evitare anche la lungaggine della detenzione, della pena, e poi va in carcere e ancora lì accorciano ancora di più la pena per la buona condotta. Ma cosa vuol dire, avvocato, buona condotta in carcere? Mi dà una spiegazione, per favore? Ma cosa deve fare uno che è in carcere? Basta Giusy, se no non riesco a farti rispondere, perché sono proprio in chiusura. Prego avvocato. Allora, velocemente, mi pare di aver capito che la domanda sia perché gli accorciano la pena quando stai in carcere, quello, no? Più o meno. La buona condotta. Sì, allora diciamo che c'è un istituto che si chiama liberazione anticipata, che consente al condannato che svolge una vita carceraria, diciamo così, semplificando, regolare, di avere uno sconto di pena ogni 6 mesi di pena scontata. Quindi questo comporta che sostanzialmente ogni 6 mesi
di pena scontata, poi uno sconto di pena. Alla fine questo si detrae dalla detenzione, dalla pena applicata dal giudice. È un istituto dell'ordinamento penitenziario che la legge prevede, che quindi chi ha diritto di richiedere fa bene farlo, non posso dirle altro. Poi non è automatico, perché se uno non si comporta bene non ha quel diritto, però se uno prende, 10 anni di carcere, più o meno, se si comporta bene, forse ne fa 8. Ecco. Avvocato, ormai sono proprio in chiusura, ma glielo devo dire, ma che valore ha la vita umana? Ecco, perché noi dobbiamo ancora capire, cioè la persona, il valore della persona, della vita umana che tu togli, ma che valore ha? Io lo devo ancora capire. È conforme il grado di parentela, è conforme, però questa persona non torna più avvocato perché qualcuno l'ha uccisa e questo deve pagare, deve pagare tutto. Come si saluta, avvocato, velocemente? Vi saluto ringraziandovi per l'invito, chiedendovi chiedendo anche a voi della stampa, dei media, che avete fatto un lavoro prezioso, di non levare mai il fuoco, il faro in queste vicende che vanno raccontate, vanno spiegate con persone esperte. E quindi vi ringrazio per il lavoro prezioso che fate. Io sono sempre disponibile quando posso, nel mio piccolo, anche sparo qualche pezzata. No, pillole di saggezza, avvocato. Grazie all'avvocato Stefano Tigani. Grazie avvocato, penalista, di essere stato con noi. Abbiamo capito che forse la verità ognuno di noi se la deve cercare e riflettere su quello che deciderà di capire. Grazie, andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Mirella, che cosa ci fai seduta qui fuori? Sono seduta perché sto aspettando un'altra persona, oggi è giornata di banco solidale, che ha bisogno del nostro aiuto. Perciò adesso io sto aspettando Dino che arrivi, eccolo qua. Povero il mio Dino. Ciao Dino. Ciao caro. Ciao. Ciao caro. Allora, vieni qua con me. Ci sediamo un po', Dino, raccontiamo un po', vieni qua. Allora, Dino purtroppo ha un male molto importante, è stato operato diverse volte, al mercoledì quando può viene al banco solidale perché con 440 euro di pensione non ce la fa a vivere, ha una compagna però non ce la fanno a vivere. Come ripeto, Dino è molto ammalato e lui ha chiesto aiuto alla Mirella e allora noi siamo qua. Allora Dino purtroppo parla molto poco perché ha avuto questa operazione alla gola, perciò cercheremo di capire. Come stai? Stavo aspettando altri 2 interventi. Stai aspettando altri 2 interventi, sempre alla gola, Dino? No. Un eurisma all'aorta e un altro tumore alla vescica. Purtroppo il male ogni tanto si sveglia anche a quello, che se stasse a dormire una santa, chi che dovrebbe dormire si sveglia, chi che dovrebbe svegliare dorme. Stiamo proprio bene. Allora Dino, mi ho cercato di spiegare un attimino la tua situazione, perché ti mi hai detto, Mirella, mi 440 euro non vi affasso. Mi per carità mi passa anche medicine e roba, ma ho bisogno anche di viva con mia compagna. Lavoro, vari che stati che sono, mia compagna lavora quasi niente e mi devo viva. La mia compagna, 28 anni, fece iscritta in provincia, non era mai chiamata. 28 anni che si è iscritta in provincia e al ufficio collocamento di Semmo, col Ghiera, e non è stata mai chiamata una volta. Ecco, io voglio denunciare sta roba qua, perché dice, ma se è possibile che in 28 anni non sia una volta arrivata una telefonata per mettere in qualche posto, visto le condizioni che sono anche a me, ma guarda che hanno forza di lottare. Io va sotto operazione come povero, come niente, a volte mi dice, Mirella, guarda che non si vediamo perché ho da operarmi. Ecco, è anche caldo e se venuto su pian pianetto. Ascolta Dino, per te cosa vuol dire il banco solidale? Tutto per sì, bravissimi, specialmente di un grande aiuto a gente che ha bisogno. E saresti mai aspettato di trovare così tanti veneti che vengono a farsi a borsa di spesa? Dici perché ti te vedi qui oggi? No.
No, davvero. Non ti saresti mai aspettato una situazione del genere? Perché sembra che noi altri aiutiamo i stranieri, quei col colore diversi, che si digati quanti veneti che viene qua. Che c'è tanti veneti come me che vengono qua. Che c'è tanti veneti come me che vengono qua. Ascolta, è ora di noi altri, se non te che ti fermo tante domande, che mi pensare di date l'assegno a te sta settimana, perché so che te ha tanto bisogno di questo assegno, perché te ha diverse robe da pagare. E ora cosa è che te vuol dire? Ti ringrazio lì, che sei dentro le staff, tutti quanti, e sono contentissimo. Perché ti permetterà di respirare un fiammeio, anche se ti fa fatica, ma questo ti aiuterà una santa a respirare. Pensa che domani a boita del gas, a quarta rata. A quarta rata della boita del gas da pagare. È l'ultima periodo. E ora siamo arrivati giusti con questo assegno, caro Medina. Ecco, queste sono le nostre persone che bisogna assolutamente aiutare. Guarda, Roberto, te gas a preparare le borse. Dai che andiamo. Ciao Dino. Ciao, ciao caro, ciao.